Allora, ce l'abbiamo fatta. Fatemi mandare anche la notifica sul canale Telegram perché voglio proprio sentire qual è la vostra impressione generale. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio reale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Allora, vi vedo che state parlando in chat tra di voi, giustamente. Io sono riuscito a tornare a casa a volo. Vi avverto che sto proprio male fisicamente, per questa sconfitta. Non la posso digerire e il rischio poi di non valutare la partita in sé, ma di fare un discorso più generale, è un rischio palpabile ed è forse anche giusto farlo perché oramai le partite hanno meno senso a livello di classifica. Io penso che però questa cosa sia uno dei problemi. Grande Nick. Allora, vedo un clima sereno, mi fa piacere. E ritorniamo, sì, ritorniamo. Vedi, questa è una frase che non utilizzavamo più a livello sarcastico perché stavamo bene, stavamo lottando per le cose che dovevamo lottare e deve rimanere però la dignità di chiudere un campionato in un certo modo. Io non lo posso accettare che se non lotti poi se si allontana troppo il primo posto, perché sto leggendo delle dichiarazioni. Io ho ascoltato Conte, ho ascoltato l'intervista e la conferenza dove lui si prende alcune responsabilità, dice forse ho sottovalutato il modo in cui dovevo motivare di più i ragazzi e in qualche modo li ha difesi anche perché i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario e così. Dopodiché ci mettiamo dentro tutte le altre cose, insomma, le chiacchiere che si sono fatte in questi giorni. Io il mio l'ho fatto, ho voluto parlare della Lazio proprio tatticamente, tecnicamente, ma la sensazione che un po' in generale io non ho il polso della squadra, ma il polso dell'ambiente ce l'ho. Si parla degli altri allenatori, si parla di mercato, si parla di altre cose. E quando c'è questa sensazione, ovviamente non c'è conferenza, la paura che poi la partita venga un po' sottovalutata, io ce l'ho sempre. E purtroppo è andata così. Poi, ripeto, io ho fatto un mini video a fine primo tempo perché il primo tempo l'ho assorbito, il secondo no, perché ero a suonare e quindi la dovrò rivedere. La dovrò rivedere e ne parleremo anche domani. Molto bene, sono fragili mentalmente, riproponila, la dobbiamo riproporre, magari qualcuno che è nuovo non la conosce, tra l'altro è stata anche cancellata da Spotify, però rimane sulla storia di questo canale. C'è proprio il video ufficiale della canzone, una parodia, mentre tutti facevano le cose belle sui giocatori, io li ho chiamati fragili mentalmente, perché era una di quelle cose che si diceva per capire, per giustificarci alcune prestazioni che non si potevano giustificare in un altro modo. Allora, inaccettabile aver mollato mentalmente, soprattutto sapendo che non dipendeva solo da te. Difendere il secondo posto è un obbligo per tutta la fatica fatta durante l'anno, bisogna portare aria nuova svecchiando la squadra. Giovanni, sono d'accordo al 100%, al di là, tu devi essere anche in grado di svecchiare la squadra anche se avessi vinto, paradossalmente, perché non puoi pensare di continuare ad libitum con una squadra che ha sempre un anno in più, c'ha sempre un anno in più, si parte da una squadra, comunque forse la seconda insieme all'Inter o la prima, insomma, di età media troppo alta. E questo va bene per certe cose,
perché l'esperienza è importante, però va non bene in altre perché ti serve anche gente che anche a livello individuale alle volte devono avere quella voglia di arrivare, quella fame, quel volersi mangiare il campo e avere la meglio degli avversari. E lo devi fare per dare nuovi stimoli anche a quelli che restano, metterli sempre tutti sul pezzo, quindi è una cosa necessaria. Io purtroppo, e la, ce n'è un'altra, l'ho postata su X, non ho manco visto cosa mi hanno risposto su X perché non lo so. Però io nel primo tempo ho visto Politano ridere con Romagnoli lo prendo come simbolo, non è un attacco solo a lui perché poi c'è il resto della squadra. Lo prendo come simbolo perché sì, perché non lo posso accettare, è un'immagine simbolica. Niente di meno, mentre stavo suonando, io professionale al massimo col cellulare che cercavo di dare uno sguardo, l'ha fatto di nuovo. Cioè, fatemi capire se questa è un'altra cosa normale, insomma, può essere poi magari un sorriso sarcastico, può essere un sorriso amaro, lo voglio rivedere, lo voglio riascoltare, ma che cazzo ridi? Che cosa cacchio ti ridi? Io li voglio vedere incazzati. Io li voglio vedere sul pezzo, non lo posso sopportare. Non lo posso sopportare. Specialmente dopo le parole di Conte che sono uscite da Poggioreale, che ha parlato proprio di questo. E quando Conte dice, parole sue testuali, dice: io quando vedo gente ridere dopo che abbiamo perso vuol dire che non... e io dico, è una bomba che stai mandando, perché vuol dire, non dice cose a caso, non se lo può inventare, vuol dire che è successo. E finché succede nel chiuso degli spogliatoi o in un post partita che noi non vediamo, vabbè. Ma se lo vediamo davanti alle telecamere, come faccio io a fare finta di niente? Come faccio io a fare finta di niente? Quindi queste cose qua purtroppo non mi vanno giù e non voglio scantonare, non voglio fare attacchi personali, ma fa parte di quella professionalità, di quell'attaccamento, di quella voglia di andare anche oltre. Vabbè, si ride per non piangere. Noi possiamo ridere per non piangere, noi facciamo terapia di gruppo, noi cerchiamo anche di divertirci in post partita perché non siamo i responsabili. Noi siamo semplici tifosi e dobbiamo convivere con gioie e dolori di una squadra perché il calcio è una fede e non si può spiegare. Di solito se una cosa non ti piace... Sentite i rumori. Il calcio è una fede, non si può spiegare. Se una cosa non ti piace, tu ti allontani da quella cosa là. Invece qua, pure se non ci piace, noi continuiamo a guardare, a seguire. Quindi è così. Conte out, Sarri italiano, Grosso in. Io prenderò tutti i vostri commenti, quelli con cui sono d'accordo e quelli con cui sono d'accordo. Il discorso di Sarri, per quelli che io voglio pensare che 200-300 di voi che siete qua in live siete anche quelli che guardano tutti i video giorno per giorno. Io ho dato giudizi approfonditi su quelli che sono gli allenatori di tutte le squadre. Fare l'altro canale, il calcio fluido, mi serve anche per questo. Do uno sguardo, non conosco nel profondo, ma analizzo le cose. Sarri è un allenatore finito. Sarri è finito. Sarri non c'entra niente con il calcio moderno. Sarri benissimo, Sarri va benissimo, torniamo indietro di 20 anni e va bene così. Grosso, Sarri, Italiano, Gasperini, Allegri, Farioli, fate tutti i nomi che volete voi, va benissimo, tanto si è capito che probabilmente con Conte non si andrà avanti, sarete contenti, quelli che vogliono Conte out saranno finalmente contenti, ci liberiamo di uno che ha vinto uno scudetto, che ha vinto una Supercoppa e che secondo, terzo, mo vediamo come finisce. Tutta Italia parla di fallimento, non vedevano l'ora di una sconfitta perché venivamo da una serie positiva di 5 partite più un pareggio, 5 vittorie e un pareggio.
si aspettava la sconfitta perché il racconto del calcio sempliciotto si fa su quando c'è la sconfitta, si attacca e, dice, e si fanno tutti i corsi e i ricorsi di cose non dette quando arrivavano le vittorie, invece no. Se Conte non ti sta bene, non ti sta bene mai, che Conte non è che è cambiato tatticamente, ma come personaggio è sempre stato lo stesso, può dare fastidio, può non piacere, io cercherò di rispettare tutti i vostri giudizi. Io ne ho uno e lo conoscete, ma va bene così. Se un allenatore finito da una lezione a Conte non c'è più nulla da dire, Conte è al capolinea. Altro messaggio assolutamente non condivisibile da parte mia. Starò molto attento a dire le parole giuste perché altrimenti questa live invece di essere una cosa diventa io contro chi. Esistono le partite che vanno così e non significa che Sarri a che posto sta in classifica. Ma quella la Lazio, la società, benissimo. Vi renderete conto, no? Che la partita allora questa è meglio di Conte. Rispondimi, Bianchi. Questa ti ha segnato con strefezza e così, è meglio di Conte. Allora una partita singola. Vogliamo prendere il Real Madrid, il Real Madrid non va bene. Vi prego di elevare il ragionamento, perché io sono 5 anni che cerco di elevare il ragionamento. Se voi prendete la partita singola e all'andata come è andata, Conte ha vinto nettamente contro Sarri, quindi Sarri allenatore finito, Conte è buono. Adesso abbiamo perso, Conte allenatore finito, Sarri è buono. Riuscite ad elevare oppure no? Non ci riuscite, eh? Va bene. Se Conte vuole continuare andare avanti, deve crescere, deve imparare a essere più imprevedibile. Se non è in grado di farlo, credo sia giunto il momento di salutarlo. Il punto non è il salutarlo, perché secondo me se n'è già andato. Ma il punto è un altro. Il punto è capire dove iniziano le responsabilità di Conte e dove vogliamo dare qualche responsabilità anche ai calciatori. Perché a me va bene tutto, ognuno può avere la sua formazione preferita e io sono il primo, perché io sono stato il primo quando parecchi in chat mi dicevano McTominay sottopunta, De Bruyne sottopunta, e io dissi non lo so. Secondo me è meglio che stanno più dietro, che possono dare una mano. De Bruyne dà una mano a togliere tutta la responsabilità allo Lobotka. McTominay è meglio quando si inserisce. E molti di voi, no, quello McTominay deve stare là, attaccare. Falso 9. Non mi convinceva questa cosa qua. Conte ha ascoltato voi, a me continua a non convincermi questa cosa qua. Me lo spiego perché io le partite le studio e quindi cerco di capire il perché. Tant'è vero che se l'idea iniziale è quella di McTominay che può dare una mano anche in fase difensiva sul regista, che è una cosa basilare, banale, facile, di facile lettura, è la stessa squadra. Sarri è proprio quello che non ti dà niente di sorprendente. 4-3-3 con gli stessi giocatori, sostituzione uomo su uomo, non si cambia mai. Te l'aspetti. La partita è stata quella. Sarri aspetta e riparte. Sono anni che fa così, che non fa più il suo calcio che abbiamo visto con il Napoli. Se voi vi aspettate che Sarri torna a Napoli e ritroviamo Insigne, Amsi, Callan, Higuain e Mertens, state freschi, state freschissimi. Sarri non è stato in grado di farlo col Chelsea, Sarri non è stato in grado di farlo con la Juventus, men che meno con la Lazio, men che meno con la Lazio bis, senza avere nemmeno una società dietro che gli ha fatto mercato. State freschissimi e se vi aspettate che Sarri rispetto a Conte non si lamenta, va dritto per la sua strada, parla solo del campo, vi siete già dimenticati, vi siete dimenticati che Sarri è l'allenatore e io andavo in freva ma non facevo ancora il canale. Sarri è l'allenatore che è bravo dal lunedì al venerdì, quando c'è la partita poi non è bravo perché non sa leggere la partita.
Vi siete dimenticati, è giusto, la memoria è sfoglia di cipolla. Vi siete già dimenticati, nel frattempo quello era il Sarri fortissimo, che andava benissimo e che con la squadra andava fortissimo. Il nuovo Sarri, andiamo proprio alla grande, ma non succederà, quindi è inutile parlarne, è inutile. C'era una super chat che mi sono perso, fammi vedere se la riesco a recuperare. Nick, ok. La gente si dimentica del premio ternale, tornare in Champions, lottare e poi vincere lo scudetto, abbiamo già fatto qualcosa di straordinario. E questo sarà il problema, caro Nick, nel senso che quando tu vinci subito e poi che ti aspetti? Io me le ricordo le frasi a inizio anno, il Napoli adesso deve puntare a vincere la Champions. Gli infortuni, le cose, anche senza infortuni, anche con il Napoli al completo, non è una cosa plausibile, ma lo avete visto le altre squadre in Europa cosa combinano quando vanno in campo? Non è proprio possibile. Quindi siamo passati il Napoli deve confermare, il Napoli punta alla Champions. No, il Napoli doveva puntare, sapete a cosa? A fare un anno post scudetto non disastroso come Garcia, Mazzarri, Calzona. E per me questo secondo anno non è disastroso, non può esserlo quando sei secondo in classifica, quando probabilmente finirai terzo o quarto, non può essere un anno disastroso. Adesso tutti quanti, il fallimento, Conte, i soldi spesi, aumentate, dite che ha speso 400 milioni, non 200, aumentate perché così fa più rumore. Poi Conte in nazionale, perché lo vogliono in nazionale. Se fa tutti questi fallimenti, perché lo volete in nazionale? Chi lo sa? Conte gioca a 3, perché volete il 3-5-2 è bandito, è bannato dalla storia del calcio, non si può giocare 3-5-2, quindi perché c'è una donazione di Phoenix a inizio chat, fammi vedere, grazie Tore, fammi vedere se riesco a recuperarla perché voglio ringraziarvi sempre. C'è pure la tua, aspetta, prendo prima la tua, che questa era addirittura forse prima che andassi in live. Per me 4-2-3-1 oggi si poteva fare, i due McTominay e Lobo, davanti Alisson, KDB, Politano, avanti Oilund, Beukema e Buongiorno con Gutierrez e Spinazzola terzini. Basta con sti cursori di fascia non adatti. Allora, tatticamente assolutamente sì. Io sto scavando nella mia mente per cercare di trovare una critica a Conte che però sia logica e coerente e non un pochino sempliciotta come ha sbagliato la formazione, perché purtroppo come non vediamo i giocatori in allenamento, quelli che vanno in campo, non vediamo quelli che non vanno in campo, quindi come facciamo a sapere che un'altra formazione era meglio? Quella mi sembra sempliciotta, però la possibilità di scompaginare un attimino e di fare qualche altro cambiamento, cosa che Conte ci ha fatto vedere, secondo me si può chiedere a Conte. Ora, non solo, se è vero che Conte ha stabilito che Alisson è più un'arma da secondo tempo, è una cosa discutibile, ma ha anche funzionato. Se non è quello il problema, per me il problema può essere un altro. Anch'issa in questo momento non ti dà garanzie. Per me immediatamente McTominay a centrocampo e McTominay non ti dà, lo vuoi tenere vicino alla porta perché credi che ti possa fare più utile, ti possa essere più utile vicino alla porta. Benissimo. Lo stesso Gilmour, perché non dovrebbe essere utilizzato? L'idea del doppio play. Elmas che è stato comunque fatto di nuovo fuori e poi nel secondo tempo è entrato. Non lo so come è entrato, se ha giocato bene, però da quello che ho capito Alisson e Elmas al posto di De Bruyne e Anghissà significa che Alisson faceva la seconda punta vicino a Oilund e Elmas andava un pochino a dare una mano dall'altra parte, non da sinistra ma da destra. Non lo vede forse Spinazzola terzino destro? Non gli piace fino in fondo Gutierrez? Per me Gutierrez deve giocare. Sono queste le piccole cose che posso chiedere a Conte. Poi dobbiamo per forza ricordarci che non vediamo quello che succede in allenamento, perché se poi l'atteggiamento che vediamo in campo è poca roba. Conte, errore gravissimo, fa giocare Juan Jesus al posto di Beuk, ma come si permette? Un allenatore finito, come fai? Hai speso 30 milioni e non giochi.
Juan Jesus ti ha garantito prestazioni perfette per tutta la stagione e Beukema è andato a motivi alterni. Oggi come ha giocato Beukema? Lo chiedo a voi perché non lo saprò domani. Ha giocato bene? Aveva senso continuare con Juan Jesus? Si è sentito attaccato Conte nelle sue scelte? Vedete quante sono le piccole cose che si possono dire. Conte out, Sarri in. Non mi convince. Adesso sanno Sarri per aver fatto difesa e contropiede. Leggo lezioni di calcio. In Italia la mentalità non cambierà mai. Guardano solo il risultato. Spinazzolo l'hanno distrutto i giornalai nostri. Io poi devo capire anche Spinazzola, perché io l'ho visto nelle ultime partite un po' in calo e per questo chiedevo, perché ci possiamo basare solo su quello che vediamo sul campo, non sappiamo se in allenamento Gutierrez magari è svogliato e Spinazzola sta tutto concentrato, non lo so, onestamente non lo so. L'idea di ritornare a 4 non è un'idea per me sbagliata, si può fare, però il modulo non è tutto nella vita. Certo, puoi creare un problema a Sarri che magari si è preparato la partita in un certo modo e se Sarri è quello che è bravo dal lunedì al sabato, magari avrebbe avuto difficoltà a leggerla in un certo modo, in velocità, la partita, ma sono tutte supposizioni che... Allora, Max De Cè, tra l'altro nome che... Massimiliano De Cesare? Se non ricordo male. Ricordo a tutti gli iscritti, a tutti gli abbonati di scrivermi sempre in privato se non siete già e se è semplicemente un rinnovo, e vi ringrazio e recupero Giovanni. Siamo una piazza che dimentica quello che conviene, una sconfitta tutto da bruciare, una vittoria, squadra migliore della galassia, stesso discorso fatto da Conte dopo Bosnia-Italia, che vedi che va ad allargare un attimo il raggio, perché è sempre così. È abbastanza stucchevole e io sono veramente stanco, sono veramente stanco, non ci potete credere, ma è difficile così, perché alle volte, come dicevo, quello di Matrix, l'ignoranza è un bene, perché tu se non approfondisci, se vedi tu... Ecco perché forse mi sto divertendo facendo le analisi delle altre squadre, perché non so, non conosco, voglio conoscere, cioè mi piace approfondire, però guardo le partite, non faccio retropensieri, non vedo niente, vedo una partita, qua il gesto tecnico, qua c'è stato un errore, qua però è stato più bravo l'avversario, non è per forza un errore, e mi diverto a ciarlare di calcio senza quella... Ma che è successo oggi? Ci devono spiegare Napoli-Lazio, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che puzza, c'è qualcosa che non funziona e ha ricominciato a parlare il presidente, vuoi vedere che... E infatti Conte, quando gli chiedono del presidente, delle parole del presidente, Conte deve dire: il presidente può dire quello che vuole, se devo rispondere al presidente gli rispondo in privato, non rispondo. E il titolo quale sarà? Al presidente io non rispondo, virgola. Al presidente se devo parlare gli parlo in privato, e questo vale anche per il presidente. Presidente, se il discorso di Conte, perché non glielo dici in privato? Non c'è bisogno, perché già lo sanno, già sanno che se Conte se ne deve andare gli deve dare il tempo per trovare il sostituto. E al di là del sostituto si sa che nel calcio tu non aspetti, già sei pronto. Se hai un'idea, se hai una programmazione, già sei pronto nel momento in cui lo assumi a Conte. 2 anni fa già devi essere pronto con le 3-4 idee per il post Conte, perché può succedere qualsiasi cosa e perché ne servono 3 o 4, perché quello che ti viene in mente magari è occupato in questo momento. Allora, ha parlato ADL disastro Napoli. No, io le ho fatte le analisi, perché purtroppo ADL, nella sua gioia di stare a Los Angeles, di poter mostrare il suo far cinema, di mostrare il suo saper parlare inglese, la cittadinanza di Los Angeles, eccetera, eccetera, è andato a ruota libera, si è divertito, quello è il suo divertimento, è essere al centro dell'attenzione, telecamera accesa, e vado
a tambon battuto, sprombattuto su tutti gli argomenti. Mi chiedete pure di qui, chiedetemi pure dell'Italia, chiedetemi delle 18 squadre, 16 squadre, 20 squadre, chiedetemi di come cambiare il calcio, mettiamo il cartellino giallo a tempo, e quello è il divertimento suo che vuoi fare. Poi, quando si va nello specifico di cose che sono l'attualità, le parole del presidente hanno sempre un peso, vengono riportate come vogliono essere riportate e non sempre aiutano, non sempre danno più energia, a volte ne possono dare di meno, a volte possono non influire affatto. Quindi il fatto che De Laurentiis sia ritornato a parlare con questo, poi ho visto un nuovo tweet, anche John Lee è tifoso del Napoli. Chi è John Lee? Chi è John Lee? È un VIP? È un attore americano? È un cantante? John Lee è un consigliere comunale, è un city council di Los Angeles. Non è tifoso del Napoli. Gli hai regalato una maglietta, probabilmente dopo la gioia, il festeggiamento, la cittadinanza onoraria, eccetera, eccetera. Gli hai regalato una maglietta, se l'hai messa e hai fatto fare la foto. E indica John Lee il simbolo di MSC Crociere, non indica il simbolo del Napoli. Se John Lee fosse tifoso del Napoli indicherebbe la N, non il simbolo dello sponsor. Quindi è uno che è come Simeone a Fuorigrotta, l'assessore comunale. Quindi che vuol dire? Il tifoso, anche aumentano i tifosi del Napoli a Los Angeles, 100 milioni. Purtroppo queste cose qua non c'entrano col calcio, non c'entrano col Conte, ma non credo che aiutino. Facciamone una risata. Ma semplicemente non sono scesi in campo, atteggiamento da amichevole, oggi non si può parlare di tattica. E io proverò comunque a farlo, capito? Perché purtroppo, essendo per me di facile lettura quello che ti fa la Lazio, tu può essere anche che le cose le hai fatte esattamente come te le aspettavi, però ti sono riuscite male, nel senso che devi stare vicino a Zaccagni se Zaccagni fa l'imbucata, devi seguirlo Taylor se fa l'inserimento, devi arrivare prima di Cancellieri se stai facendo la diagonale. Se tutte le cose sono state programmate bene, le cose che ti aspettavi sono successe, poi dipende dalla prestazione individuale ed è questione di centimetri, è questione di microsecondi e ci sta, io lo accetto che tu possa prendere gol, non fa niente, cioè fa parte del calcio, prende gol il Bayern di Monaco, prendono gol tutte le squadre più grandi, va benissimo, solo che poi mi devi far vedere il dopo, cioè che ti pigli ti pigli la palla, che hai garra, che sei feroce, che se vai a contrasto ti dimostro che c'ho più voglia io, che merito la mia classifica, che non ti vengo a far fare la partita a casa nostra perché ci sono anche i nostri tifosi. Tutto questo non lo so se c'è stato. E questo lo vorrò vedere. E questo può andare al di là della tattica. Poi, se vi vogliono raccontare che Sarri ha dato lezione di calcio a Conte, io ve lo dirò domani, con grande onestà, se è stato così. E non ho problemi a farlo perché Conte non è mio zio e nemmeno Sarri. Dai su, non c'è futuro con questa squadra. Ikvar e Josimene non ci sono più, McTominay sta sui 30 anni, Højlund è un pacco, Elmas il tuo pupillo faceva la tribuna all'Ipsia. Faceva la tribuna, lo so, infatti sono contento che sia tornato al Napoli dove ci ha dato una grossa mano quando erano infortunati anche i magazzinieri. Senza di lui avremmo avuto difficoltà a metterne 11. Højlund è un pacco, io continuo a non essere d'accordo, purtroppo oggi hai ragione tu perché non segna con continuità, ha fatto solo un assist nella partita scorsa, ma va bene, divertiti, resta della tua idea che Højlund è un pacco, non sono assolutamente d'accordo, è una tua idea, la rispetto. McTominay sta sui 30 anni e lo sappiamo. Ikvar e Josimene non ci sono più, anche questo lo sappiamo, devono uscire i nuovi che possono prendere il loro posto. Alisson ci ha fatto vedere delle cose interessanti, Alisson ci deve far vedere la continuità sul lungo periodo che Kvara ci ha fatto vedere. Per il resto non sono solo questi
i punti dove devi ringiovanire la squadra, dove devi avere gente affamata che fa quello che deve fare. Oggi eravamo messi tatticamente bene, siamo arrivati semplicemente spompati su ogni pallone. Buongiorno Horror, mi dispiace, anche sa male, Spina troppi passaggi all'indietro, KDB stava ingranando. Io ho intravisto che De Bruyne ha sbagliato 2 o 3 controlli, 2 o 3 passaggi facili, e ho detto ok, può essere, perché ci sta, la giornata no, puoi aver dormito male, puoi esserti allenato male, può essere che stai benissimo e comunque non ci riesci. Io lo vedo così il calcio. Non esistono i giocatori perfetti, esistono, ma magari De Bruyne lo era quando era nel prime, ma non a 34 anni. Stava ingranando, mi sembra una possibilità, perché uno delle imbucate per Højlund, dove poi ci arriva Romagnoli, era uno di quei passaggi alla De Bruyne che ci deve far vedere con più continuità. Questo senza dubbio. Anche sa male, capace a ricere. Resta lì il dubbio. Resta lì il dubbio che stia giocando sul dolore, non lo posso sapere. Spina troppi passaggi all'indietro. Buongiorno Horror. Buongiorno, sta facendo un'alternanza di prestazioni così e prestazioni poco meglio. Il problema non sono i calciatori, il mercato da 200 milioni, 400, devi aumentare, 400. ADL le ha messe a disposizione e Conte le ha usate per comprare rapper e alberi. Quindi, quando sono sbagliati, sono acquisti di Conte, non di Manna. Quando sono giusti, Manna ha pescato Allison, giusto? Oppure sono acquisti di ADL tipo Ngonghe, che era l'unico che aveva scelto lui all'epoca, salvo poi Ngonghe diventare un giocatore inutile a questo sbagliato di Meluso. Va bene? ADL le ha messe a disposizione 200 milioni, ma si è pure preso i 70 di Kvara, i 70 della Champions, i soldi di Osimhen, no? Li ha solo spesi. Sono i soldi suoi. Quindi è Conte che... Vabbè. Ma io sono pronto, rispondo a tutti. Va benissimo oggi. Perché si continua a giocare a 5? Spina a destra, 3 centrocampisti, 3 attaccanti o 2-3-1. Non possono fare 90 metri Poli e Spina. Poi, non avendo una primavera, non possiamo attingere a un terzino destro. Il discorso del terzino destro. Ho ragioni sul fatto che diceva anche Tore, cioè metti Spinazzola o lo stesso Gutierrez, visto che ci abbiamo provato. Però secondo me il terzino col piede invertito, Gutierrez, parliamo di terzino destro, secondo me è un po' più macchinoso. Già da esterno, se tu pensi di fare una partita di attacco, lo puoi considerare l'esterno a piede invertito, come fanno in tanti, e va bene. Forse Spina l'ha fatto 2 o 3 volte il terzino a destra, e secondo me lo può fare tranquillamente, è destro. Però forse lo vede più offensivo, lo vede più ala, non lo vede abbastanza difensivo. La verità è che Di Lorenzo non l'ha mai avuto il sostituto, e metti dentro Mazzocchi, alle volte ti va bene, alle volte no. Ma ad oggi, io ripeto, visto quello che è stato, quello che è l'atteggiamento che non mi è piaciuto, al di là delle scelte tattiche, io farei una bella riunione per capire chi ha ancora forze mentali e la voglia di buttare il sangue, perché si tratta di buttare il sangue un altro po'. E Mazzocchi lo vuole fare? Mazzocchi, mettiamo Mazzocchi. Peukema col sorriso, buongiorno, Juan Jesus un pochino più cazzimmoso, giocassero loro, perché ad oggi non si gioca per la classifica. È evidente che a me interessa, ma è evidente che i ragazzi non stanno giocando per la classifica, perché c'hai il Milan a 3 punti, non si può pensare. Conte ha fatto meglio durante l'emergenza. Con i Fab Four ritorna al peccato originale, vecchi e fuori ruolo. Questa può essere una cosa che posso condividere, nel senso che, come per Sarri, no? Che non aveva più punte, e provò con Gabbiadini, non funzionava, Milik, l'infortunio, eccetera, eccetera. Mertens adesso ci sta provando con Maldini, lo sta facendo con Noslin, perché non gli piace Ratkov, non gli piacciono gli attaccanti che ha. Con Castellanos ci ha provato, Diano non gli piace, quindi sta provando. Nelle emergenze alle volte escono fuori idee geniali che devi fare
perdiamo sempre l'esempio di Sarri, Patrick a centrocampo, non ce lo aspettavamo nessuno, ha fatto delle buone prestazioni. Idem succede quando viene fuori Lobotka, perché Demme si è infortunato con Spalletti, lo metti dentro, Lobotka abbiamo scoperto che fa questo e questo. Quindi devi averla l'idea e devi poi metterla in pratica, e la metti in pratica solo quando c'è l'emergenza, perché di base tu puoi avere un'idea tua che io voglio mettere, e credo che questa sia l'idea di Conte, che vi piaccia o meno, credo che l'idea di Conte sia: chi sono i giocatori più forti che ho? Li metto in ordine: il più forte De Bruyne, poi il più sotto McTominay, poi c'è Anghissà, poi c'è Højlund, li metto tutti in ordine. Ora i primi 11, i primi 10, leviamo i portieri, sono questi qua. Come li posso mettere insieme per creare un equilibrio e creare i presupposti per fare gol? Perché poi devi fare gol nel calcio, non siamo una squadra che si difende per lo 0-0, ci siamo. Gli è venuta l'idea del 4-1-4-1, ha funzionato a tratti, poi abbiamo cambiato, poi abbiamo fatto altre cose, però sempre con l'idea di mettere i giocatori più forti che ha, quelli di cui si fida di più, in campo. Quando invece ti sono venuti meno questi giocatori, sei stato costretto a fare dell'altro. E lì io ci vedo un pregio di Conte nella costrizione. Hai dovuto mettere Vergara, hai dovuto mettere Elmas oppure anche Allison da titolare in alcuni casi, McTominay l'hai dovuto riabbassare a centrocampo perché non ne avevamo più, era infortunato sia Anghissà sia Gilmour, quindi l'hai dovuto fare. Nel dovuto fare, quindi non una scelta sua, per me Conte è stato molto bravo a trovare la soluzione che poi ha funzionato, perché Wagyu ha funzionato, perché altrimenti non avremmo 66 punti. Quanti ne abbiamo? 66 punti, vuol dire che li abbiamo fatti da qualche parte, non ce li ha regalati nessuno, anzi ci vogliamo anche ricordare che il piccione sta di là perché me lo sono portato a suonare, che ne dovremmo avere qualcuno di più, facciamo finta che non è successo niente, quindi deve aver funzionato qualcosa. Probabilmente se devo trovare un difetto a Conte è questo, è l'idea troppo convinta, forse, non si mette in discussione, può essere anche che ha bisogno magari di uno staff un pochino più, come si dice, più convincente, se gli portano un'altra idea, un'altra possibilità, dice tanto perché non provi a fare questo, e lui probabilmente si sente ancora no, faccio io, questa è la mia idea, è la mia media punti, la mia carriera dimostra che io ho spesso più ragione degli altri, quindi perché dovrei cambiare? Secondo me questa è una cosa che si può imputare a Conte. Cioè il fatto di essere un po' ancorato a un'idea generale e da lì poi sviluppare. Io le possibilità ve le ho dette, quelle che avrei voluto vedere in campo. Però da qui a buttare tutto a mare col fallimento, col fatto che non è buono, secondo me si esagera e si ricrea un precedente dove ci si dimentica delle cose fatte, ci si ricorda solo degli ultimi 5 minuti, e quando si fa così bisogna ricominciare sempre da capo. Invece io volevo aprire un ciclo, volevo vedere il terzo anno cosa si poteva fare, e non è stato possibile. Non credevo di rimpiangere Vergara, Neres, Gilmour per un po' di verticalità. Lobotka ha fatto un lancio su Allison bellissimo, si è bloccato lo schermo durante la serata che stavo facendo, pomeriggiata. Quindi anche Lobotka sa fare il verticale. Non mi convincete di questo. Gilmour mi piace, ma non mi convincete che Lobotka gioca solo orizzontale. Non è così. Vergara, Neres, ecco, hai capito? Piaggio, cioè il dover rimpiangere uno come Neres che, se non sbaglio, doveva essere il sostituto, aveva tolto il posto a Kvar, non è vero, ma ti aveva dato un senso a quel 3-4-2-1 con lui a fare la seconda punta intorno a Højlund, era bellissimo, era una coppia bellissima che funzionava alla grande, e ci devi rinunciare anche a quello, e trovi Vergara, e Vergara in qualche modo fa della roba simile, e devi rinunciare anche a quello, e De Bruyne adesso lo metti lì, ma non ne abbiamo un altro che ha quelle caratteristiche tipo, perché Politano dovrebbe averlo, il mancino, e non lo sa fare, non è in grado di farlo, quindi hai dovuto riimmaginare un'altra cosa. Ci hai messo De Bruyne che ha giocato in tutte le zone del centrocampo, in tutti i moduli possibili e immaginabili,
può funzionare o meno, ma non è quell'idea lì. Quindi si potrebbe pensare, adesso che è arrivata una scuola, perché finché le cose funzionano, state sicuri che finché arrivano i risultati non si cambia, anche perché sarebbe ancora più folle prendersi delle critiche, niente di meno, hai vinto 5 partite consecutive, torni al 4-3-3, sei pazzo, Conte out. Finché arrivano i risultati non si cambia. Adesso che è arrivato un pareggio con il Parma, è arrivata la sconfitta con la Lazio, non escluderei che dopo domani che si torna ad allenarci si può ragionare anche su un cambio di modulo o un riadattamento guardando a freddo. Sarebbe bello farlo senza la sconfitta, ma con la sconfitta guardi a freddo quelle che sono le caratteristiche, rievaluti, non si dice in italiano. Comunque fare qualcosa di diverso per cambiare. Se quello che ti dava Neres in mezzo al campo e te lo dava anche per gara non te lo dà Alisson perché per caratteristiche è leggermente diverso, allora per sfruttare Alisson sull'esterno forse ha senso ripensare a un attacco a 3 e riorganizzare il centrocampo in un certo modo. Certo, sarebbe meglio farlo con Di Lorenzo in campo, perché altrimenti devi adattare altra roba e hai cercato anche di sistemare la difesa aggiungendo un braccetto perché non hai nemmeno Rachmani. Guagliù, se uniamo i puntini, quello che stiamo facendo è un arzigogolo complicatissimo dove tu vai a spostare una pedina, si scompagina tutto il resto, non è facile. Maronna mia. Chissà, Angelo, chissà, magari avremmo vinto 4-0. Il che significa fare un gol nel quarto minuto, perché stiamo cominciando a prendere questi gol dopo 5 minuti che non esiste proprio. Avremmo vinto 4-0 o avremmo perso 4-0, che ne sai, che ne possiamo sapere. Non mi appassiona il discorso, non mi appassiona. Vergara ha una lesione alla pianta del piede, lo vediamo a Di Maro. Questa è pure un'altra cosa che adesso è uscita, insomma, che non è una fascite solamente, ma è una lesione. E si usciva, ma come ci si fa a lesionare la pianta del piede? Non lo so. Conte ha esplicitamente detto che sta usando questo modulo proprio perché non c'è Di Lorenzo, manca un terzino. Non l'ho sentita dire questa cosa, ma è in una logica di un allenatore che cerca di pensare e dice: mi convince Spinazzola? Non mi convince. Quello che mi ha dato, dov'è che mi ha dato il meglio Spinazzola? Esterno sinistro che punta l'uomo e che va verso il centro. Quello è quello che Conte vede. Spinazzola può fare il vice di Lorenzo? Secondo me sì. Lo avrà provato in allenamento? Non lo so. Se lo esclude a priori perché non gli piace l'idea, è lì. Alziamo le mani, non ti piace l'idea, non lo fai. E allora critichiamo Conte perché quell'idea non gli piace, idea che piace a noi. Ma non lo possiamo sapere. Capito? Non lo possiamo sapere. Partita inguardabile, squadra oggi senza mordente. Ma non facciamo diventare Conte un Ancelotti bis perché diventano tutti pacchi a Napoli? Domanda legittima anche un Maresca. Non dimentichiamo le assenze di Rachmani e Di Lorenzo, ma Conte non è esente da colpe. Non voglio usare assolutamente, ma vorrei un allenatore giovane tipo De Rossi, Fabregas o simili. Sono due nomi che a me piacciono molto perché hanno un approccio sicuramente moderno. Poi però è sempre la solita storia. Siamo in grado di reggerlo? Siamo in grado come ambiente di sostenere un allenatore perché Conte o Aiusi è salvato solo perché Conte? Ma tutte queste cose che stanno uscendo adesso perché si fanno coraggio i tifosi del Napoli quando poi si sentono rinforzati da un megafono nazionale oppure nelle trasmissioni napoletane dove chiamano però la gente dal nord per farci sputare in faccia. Venite, vi paghiamo pure il gettone. Che cosa volete dire a Conte? Conte non è buono, i Fab Four, Pierpaolo Marino in testa proprio. Si fanno forza. E allora c'è molto di più con l'insoddisfazione, Conte out, eccetera, eccetera. Ma Conte ha resistito solo perché è Conte. Altrimenti i Conte out sarebbero usciti molto prima. E alcune volte sono usciti anche durante la cavalcata che poi ti ha portato allo scudetto. Perché io li leggo, c'ho il polso. Quindi sono usciti anche quest'anno, abbiamo resistito, siamo usciti da una mini crisi, quella là del Bologna, abbiamo ripreso il cammino, abbiamo vinto la Supercoppa, siamo ritornati
a cavalcare in un certo modo, poi il fallimento della Champions League, va benissimo, hanno fallito tutte le squadre del mondo in Champions League subito dopo, tutte le italiane, però il Napoli è arrivato 30°, quindi è più grave. E... ma solo perché Conte è Conte. Nel momento in cui viene un De Rossi, viene un Fabregas, quelli là divisivi, i giochisti, quelli là più filosofi, che hanno un'idea più specifica così, li fanno a pezzi. Li fanno a pezzi e non c'è niente di meglio per una stampa che non ha interesse a vincere, a fare squadra, a fare gruppo, ad essere compatti. Hanno solo interesse che arrivano i click, le sponsorizzazioni, la monetizzazione. Il divisivo è perfetto e allora benvenuto De Zerbi, benvenuto Italiano, benvenuti tutti quelli che poi stringi, non lo so dove sarebbero, non lo posso sapere dove sarebbero arrivati con questa squadra. Magari c'erano zero infortuni, zero, o magari c'era lo stesso numero di infortuni, o qualcuno di meno, o qualcuno di più, non lo so. Spalletti con la stessa qualità ti crea XG alti. Spalletti, lo sapete, io lo stimo Spalletti, non è che non è che la parentesi nazionale mi fa cambiare idea su Spalletti, ma anche Spalletti è uno di quelli che poi è vittima del risultato, perché anche nel racconto che fanno su di lui, certo lì è un po' più protetto, adesso vedete il rinnovo a prescindere dalla Champions, ma quando è arrivato che alla Champions avevano la certezza che il Como si stava squagliando, e quindi sì, se lo proteggono, se lo portano avanti, se non hanno fretta di buttare tutto a mare come hanno fatto negli ultimi anni, Spalletti può creare dei presupposti con una squadra un poco migliore. Spalletti ha comunque abbandonato la nave, Chivo al Napoli, mamma mia. Diciamolo, abbiamo giocato male come sempre, ma se i titolari erano scarichi, perché non ha cambiato formazione? Perché può avere 25 giocatori ma lui fa giocare sempre gli stessi? Conte, rimane un altro anno, portaci anche altri giocatori forti che Dela spenderebbe solo per te e poi si spera un allenatore giovane nelle idee, convincente dopo aver fatto esperienza come società. Magari, in un ipotetico, idilliaco futuro, però altri giocatori forti è vero che De Laurentiis apre la borsa di più per Conte che rispetto a altri, questo senza dubbio, però era una necessità che De Laurentiis aveva. Chiama Conte perché sa che stava uscendo dai reami del calcio europeo e non potevi rischiare di non ritornare in Champions subito. Sei ritornato, Conte ti ha detto vuoi ritornare? Ok, guarda questi e portami questi altri e mettili a disposizione, altrimenti non ci arriviamo. Ci siamo arrivati, non siamo solo tornati in Champions, abbiamo vinto uno scudetto a Juve, 4 ne abbiamo vinti, non ne abbiamo vinti tantissimi, ne abbiamo vinti 4. Maradona, Spalletti, Conte, 4, non sono tanti, la nostra storia, 4. E sembra che non abbiamo fatto un cazzo perché dobbiamo giocare bene. È incredibile. Poi giochi bene, le sconfitte arrivano lo stesso, perché arrivano lo stesso, e te lo fai fritto. E ritorneremo a dire, però io voglio giocare pure male, ma mi sono rotto i coglioni di giocare bene, no? Il possesso palla. Oggi abbiamo fatto il possesso palla, che ce ne facciamo? Niente. Anche la Supercoppa, ma senza dubbio. Però le coppe, le Supercoppe, la Coppa Italia le abbiamo inanellate in questi anni di De Laurentiis, bisogna dirlo, io non me lo dimentico, per me ogni trofeo è un trofeo importante. Però sì, gli ultimi 2 anni sono 2 trofei e non essendo noi con una bacheca piena, io me li prendo, esulto, mi diverto, faccio il content, voi commentate e guardiamo avanti con quella cosa di dire, perché oggi tutti i musicisti, io sono stato iperprofessionale fino a un certo punto perché ho suonato bene, vi devo dire la verità, io sono molto critico con me stesso, ho suonato benissimo, però col cellulare vicino all'iPad, cioè c'era l'iPad con le note, con le canzoni e il cellulare a fianco. E qui il batterista si guardava la partita pure lui e mi ha chiesto, perché si vedeva purtroppo che stavo suonando bene, ho fatto i cori per precisi,
però che ero proprio amareggiato, stavo male, sto male, e tra un po' devo andare a farne un'altra. E loro lo sanno che quando il calcio non va bene, quando il Napoli non va bene, io sono triste, sono un po' più triste, e la musica mi aiuta a distrarmi e a non pensarci. Però oggi era proprio contemporaneamente. Purtroppo contro la Lazio mi fa un po' più male, perché c'era tutto il pregresso di Sarri, avete messo Sarri in mezzo nella partita prima della Lazio, era proprio un classico e me lo dovevo aspettare e avrei dovuto fare il pronostico contrario, quello che dice attenzione, lo sapevo. Però troppo male, perché la Lazio ha fatto 32 gol in 33 partite e te ne fa 2 a te in casa. Non lo posso accettare, non lo posso accettare. E lo chiedo a Conte, lo chiedo ai giocatori, lo chiedo pure alla società, perché si mette sempre tutto in mezzo e si deve sempre mettere tutto in mezzo quando poi si parla delle sconfitte. Quando parliamo delle annate fallimentari, a maggior ragione, ma quando si parla delle sconfitte singole è un po' più facile andare ad individuare i giocatori singoli, la formazione sbagliata, i cambi sbagliati e tutto. Stare sul pezzo, ma dimostrare che certe partite, un po' come è successo al Como col Sassuolo. Ma come ha fatto il Sassuolo a battere il Como? È così, Sassuolo grosso rispetto a Fabregas, sarà più scarso, sarà meno esperto, avrà meno possibilità. Eppure, eppure. Vani ha evitato la sconfitta larga. Sono contento per Savic, perché quello è un altro che si sta prendendo tutta la merda. Che poi non lo so se sugli altri social è così, ma su X è così. I fautori del merettismo devono attaccare Savic, i fautori, quelli che odiano Meret, devono esaltare Savic, senza capire che secondo me sono due portieri normali, molto normali, entrambi capaci di belle parate, perché poi non para solo il rigore, c'è anche una parata che fa, che poi la respinge al centro, però perché c'è una deviazione di Olivera e gli spunta, cade molto bene velocemente. Poi lì stavi tenendo il carro, poi è arrivato il secondo gol, però per me la porta non è un problema. Sarà un problema se dobbiamo vendere Meret l'anno prossimo e capire se vuoi pigliarne un altro uguale dove fai di nuovo l'alternanza, che credo che Savic non soffra, perché Savic è tomo. Però non lo so se l'altro lo soffre, e quindi devi decidere se ne vuoi uno più forte o uno più scarso o uno uguale. I vocali, hai ragione, che da un po' dovrebbe arrivare anche Guido. Io però mo con i vocali torno indietro di quante ore? Di 4 ore. C'è solo da dire una cosa, vergogna, 0 tiri in porta, vergogna. Zero tiri in porta, che è una cosa che ha detto pure Conte, ha detto abbiamo tirato, ma 8 tiri mi pare tutti fuori dalla porta. In altra cosa che avevo detto, c'è solo Motta, un portiere inesperto, non hanno nemmeno il secondo e il terzo portiere. Tira, tira, quello che succede succede, tira. Vediamo se arriva un rimpallo, se magari si sloga una mano, tira. Ciao Vale, vabbè, ti ho scritto già più o meno tutto. Cioè, onestamente penso sia la peggior partita da quando c'è Conte, credo, non me ne ricordo un'altra così brutta. Cioè, mi ha dato le stesse vibes dell'Udinese, diciamo, di come ci hanno preso a pallonate, ma almeno là qualcosina di buono si era visto, e onestamente la Lazio ha fatto secondo me una partita ordinata, nel senso che erano messi molto bene in campo, ma non hanno fatto niente di trascendentale, e siamo noi che fondamentalmente non abbiamo giocato. Quindi niente, cioè, sinceramente mi è sembrato più un problema di testa, cioè sembrava che fossimo impegnati noi in Coppa Italia martedì e che stessimo pensando a mantenerci per la Coppa Italia. Brava, Vale, mi ero scordato, cioè mi ero scordato, mentre vedevo Tavares arare quella fascia e come un pazzo rammaricarsi di un cross ribattuto, eccetera, eccetera, con la voglia di segnare. Loro vanno la partita. Tu hai la settimana tipo, come mai? Come mai, se la cosa più grave di Conte è che non sa reggere il doppio impegno, da quanto tempo stiamo con la settimana tipo? Allora anche quella è una cagata? È una cagata pazzesca, non è il doppio impegno, sono altri problemi. Abbiamo la settimana tipo, la Lazio non ce l'ha. Sei andato tu in difficoltà. Ehm,
E niente, veramente proprio partita brutta da guardare. Cioè, da un lato sono contenta che non l'hai vista, ma mi dispiace perché se te la devi rivedere, mi dispiace assai. Me la rivedrò. E niente, cioè si Lo salva sai. solo Vania perché onestamente senza le sue parate probabilmente ne avremmo presi 5, credo. Kila ha fatto un partitone su Højlund, per il resto proprio male, veramente proprio troppo poco. E ho visto anche i voti, insomma, ho visto un Ghila che ha preso 7 al Fantacalcio. Onestamente, l'unica cosa che mi può sorprendere è che non era al meglio fisicamente, ma ha fatto un partitone su Højlund. Non mi sorprende perché per me Ghila è uno dei migliori difensori che abbiamo visto negli ultimi anni in Italia. E l'ho detto in tempi non sospetti e l'ho apprezzato quando Tudor lo utilizzava addirittura da braccetto sinistro e Kila anche con tecnica e personalità andava anche in avanti perché poi il braccetto doveva anche spingersi da braccetto sinistro col piede sbagliato. Forte. Chiosa, ti dico che la Lazio è diventata una Iastemma in casa perché l'ultima partita che avevamo perso in casa era con loro. E niente, quindi adesso diciamo secondo una narrativa Sarri ce lo dobbiamo riprendere noi perché ci ha battuto in casa. Conte può essere che non è buono più per la nazionale perché ha fatto cacare. Quindi mi sembra tutto in linea. Bene, se mo in base al risultato cambiano idea ai vertici nazionali, la federazione si rendono conto che Conte non è buono per la nazionale, non va bene, va bene. Tra l'altro sento che è Allegri l'altra idea di Malagò, quindi vorrei capire dove vogliamo andare. Io sono curioso solo del Real Madrid come sfida personale per Conte, perché il Real Madrid è una di quelle squadre dove anche se vinci e non gli piace il calcio ti fischiano, sono famosi per questo. È una squadra che deve vincere sempre, è una squadra che deve andare avanti per diritto di nascita il più possibile in Champions e vincere ogni anno la Liga. Secondo me quella è una sfida, non lo so se loro ci pensano a Conte perché Conte ce l'ha la nomea addosso e non se l'è tolta quest'anno di essere debole in Europa. Se decide, io ci credo di meno che il Real Madrid pensi ad Allegri, io penso che pensino di più a Conte. Se Conte va al Real Madrid sarò curioso di continuare a seguirlo e capire se può fare delle cose, che poi là non può dire il ristorante da 100 euro eccetera eccetera, c'hai tutto a disposizione, devi solo capire come gestire certe personalità e certi giocatori che non è facile mettere tutti insieme. Ricordiamo le figurine, no? L'accoppiamento di figurine, il Paris Saint-Germain con Messi, Neymar, Cavani, Ibrahim, tutti insieme così e non riuscivano a vincevano in Francia, ma non riuscivano ad andare avanti in Europa. Hai svuotato di alcuni personaggi, hai messo giocatori funzionali, giovani, giocatori che hanno creduto subito al credo dell'allenatore, a quello che dovevano fare in campo. Kvara, Barcolato e Dembélé completamente rivoluzionato dall'Inter e vincono. Non è un caso. Che sto facendo? Sto selezionando. Ma vuoi finire? Perché non funziona? Ah, ecco, perché avendo selezionato cancel invece no. Buonasera Valerio, buonasera a tutti. Io non capisco il senso di scendere in campo così, non ha proprio senso. Oggi 0 tiri in porta, veramente una vergogna, è un avvilimento, se si può dire. Sono avvilito, non so voi. Certo, che si può dire. Conte al PSG mette Dembélé terzino. Struzzato. Tra l'altro, il mettere alcuni giocatori offensivi in difesa, la cosa che dicono spesso ad Allegri, ma Ildiz lo metteva terzino oppure così, secondo me non è un'idea sbagliata. Se tu poi continui ad avere poi altri giocatori offensivi in avanti, averne altri che sono comunque offensivi in zone del campo più dietro, per me è un'idea offensiva, non è un'idea sbagliata. Anzi, significa avere più tecnica e più possibilità di ripartire anche da dietro con più tecnica e in più possesso palla e quando riparti c'hai i giocatori offensivi che ripartono e non c'hai i Circati, i Valenti, c'hai i giocatori più forti. Quindi anche questa frase qua non mi piace, non mi convince, mi sembra troppo banaluccia e la dico addirittura a difesa di Allegri, penso un po'. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Lancio una provocazione.
che ho già lanciato scritta sul gruppo, la rilancio, la ripropongo qui nei vocali della live. Siamo sicuri che... Scusami, Splumbo. Kvara con Conte dove giocava? Conte, Kvara adesso che fa con Luis Enrique? Dai, smettila. Allora, prima di dire dai, smettila, spiegami che cosa, dove dovrei smetterla. Kvara con Conte giocava esterno sinistro in un 4-3-3. Ha provato anche a metterlo con il 4-3-3. Con Luis Enrique fa la stessa cosa, esterno sinistro 4-3, a volte anche esterno destro 4-3 e fa un sacco di fase difensiva. Dov'è che la devo smettere? Fammi capire perché non ti voglio attaccare, voglio capire dov'è che non siamo d'accordo. Spiegami, poi ritorno al vocale. Spiegami. C'è il lag, nel frattempo che rispondo tu devi scrivere, però voglio capire dov'è che sto dicendo cose, che chat secco Conte con Kvara, fammi capire. Cioè capi? Che sennò sono pazzo io. Nel frattempo non si può vedere 4-2-3-1 con Lobotka e McTominay sotto a De Bruyne, trequartista, l'esterno Giannis e Napolitano. È esattamente quello che ha detto Tore Falanga e si può fare tranquillamente. Conte nel prepartita ha detto che non cambia modulo perché non è il terzino, ma non è così. E se l'ha detto lui così vuol dire che si fida solo di Di Lorenzo e non si fida di Spinazzola. Stai giustificando? No, non mi devi rispondere bene, Marione. Che cazzo significa dai smettila? Non sto giustificando nessuno, sto facendo le analisi una dietro l'altra. Che significa Kvara rispetto al PSG e al Napoli? Spiegami bene e fammi capire il dai smettila che cosa. Fammi capire. Fermo la live finché non mi spieghi. Finché non mi spieghi. Smettila di giustificare Conte in qualsiasi cosa. Va benissimo. Che c'entra Kvara? Che significa Kvara? Fammi capire il tuo paragone Kvara Luis Enrique, Kvara Conte dove sta? Perché se mi stai dicendo che Conte faceva giocare Kvara in fase difensiva, devi disiscriverti dal canale, perché Kvara fa molta più fase difensiva con Luis Enrique, quindi spiegami bene perché non ti sto capendo io. Spiegami bene. Spiegami bene, perché gioca nello stesso ruolo, ma sta facendo più fase difensiva. Più fase difensiva con Luis Enrique e non con Conte. Spiegami bene. Non mi hai risposto. Dove sta? Dove sta? Questa è l'altra risposta. Smettila nel giustificare. Mi devi spiegare di Kvara. Spiegami di Kvara. Non mi hai risposto. Guagliù, non dovete essere d'accordo con me, ma se mi dite le cose le dovete avere la sostanza dietro i commenti che avete, altrimenti non andiamo avanti. Tu hai giustificato Kvara con Conte. Prenditi il tuo... Allora, andiamo avanti con i vocali perché non possiamo fermare una live per te. Prenditi tutto il tempo che vuoi e scrivimi un bel commento perché vedo che stai scrivendo piccole frasi che non significano niente. Andiamo avanti. Prenditi il tempo per scrivere bene perché voglio arrivare a capire, perché non credo di non aver capito io. Andiamo avanti. Con tutti i titolarissimi il Napoli avrebbe potuto fare dei punti in più e non addirittura fare dei punti in meno. Perché a me... No. O te ne vai o mi rispondi. Che mi viene a dire hai ragione te, tanto tu le convinzioni, io ti sto parlando dei fatti. Che cazzo c'entra Kvara? Spiegami Kvara. E se mi dici che Kvara con Conte faceva il terzino e invece con Luis Enrique fa l'attaccante, sei fuori strada. Quindi spiegami Kvara perché non ho capito io. Non venite a trattarmi così perché non lo ammetto, non lo accetto. Specialmente quando perde il Napoli. Voi sottovalutate quanto io sto male quando perde il Napoli. Io sono uno che è sempre in grado di mantenere un livello di conversazione di un certo livello, non cerco di non insultare nessuno, cerco di accettare qualsiasi opinione. Ma state sottovalutando la mia umanità. Ad un certo punto può capitare che le live non le faccio più. Non ho più bisogno di interagirmi con voi se poi i commenti che arrivano non hanno più un senso logico. Mi faccio le live private su Telegram, mi faccio gli incontri io e Guido e parlo di calcio così. Se invece avete possibilità di spiegarmi quello che volete intendere, benissimo, allora ci confrontiamo. Se invece mi devi dire hai le tue convinzioni, hai ragione tu, con me non la passi liscia. Quindi mi raccomando, questo vale per te ma vale per tutti gli altri. Potete avere le vostre convinzioni, se avete voglia di spiegarmele e di portarmi un di più che può portare un senso a una discussione, benissimo.
Se invece mi dite cose che non reggono e volete chiudere, vabbè, io ti ho risposto. Con me non funziona. Scusami, Sembra che Conte non abbia trovato la quadra per quanto riguarda questo assetto tattico. Sicuramente c'è successo qualcosa perché la testa oggi era messa ancora peggio di come era messa a Parma, una partita veramente, veramente brutta. Oggi ho avuto i brividi perché mi ha ricordato l'anno del 10° posto, 2 anni fa. È veramente stata una partita da Napoli di Garzia, Calzona, Mazzarri. Nessuno che ci ha messo del mordente, nessuno che ha provato a fare qualcosa di diverso in mezzo al campo, squadra per niente compatta, zero voglia di provare ad attaccare e aggredire l'avversario, nemmeno cattivi con i falli. All'ultimo Diata un calcione a Buongiorno che poco prima mi ha dato un calcetto, Diata lo ridà con gli interessi, ed è giustissimo, meritatissimo, perché ce lo meritiamo questo. Complimenti a Sarri, alla Lazio, che secondo me hanno sbagliato tantissimo, noi non abbiamo approfittato di nulla. Per me a Bergamo sarà tosta, perché oggi hanno fatto un allenamento, forse crederanno di aver vinto una grande partita, aver fatto una grande prestazione, invece insomma il dato è... Questo è uno spunto interessante, per esempio, che magari si possono credere di essere in grande forma. 36, no, quasi 40 cross, che era prima della fine della partita, ne abbiamo fatti altri, circa 40 cross del Napoli, 0 di rimporta, Lazio 2 cross, 2 gol. Io ho paura per venerdì prossimo, perché c'è Barbi e la Cremonese si deve salvare. Non lo so se Vardy c'è, perché stava parecchio infortunato. Io sto provando a schierarlo nel fantacalcio a tutti i costi e non gioca mai. Però è chiaro, torna con noi, è normale. Adesso sono curioso di sapere l'analisi di Conte su questa partita. Di chi ha la colpa, se per lui va tutto bene, se siamo stanchi. Sono proprio curioso. Allora, lui di stanchezza non ne ha parlato. Ha parlato che c'erano poche energie. Ora, quando parla di energie può essere una cosa fisica, però lui è stato abbastanza chiaro, ha detto... Per me parte tutto dalla testa. Se tu di testa non stai aggredendo la partita, poi hai sbagliato anche molto a livello qualitativo, e quindi c'è anche questo. Poi ci ha aggiunto le sue responsabilità. Lui secondo me si guarda allo specchio e dice: io non l'ho caricata abbastanza sta partita, perché evidentemente se non ha avuto la risposta sul campo da quelli che sono i giocatori che poi lui ha scelto per fare i titolari, vuol dire che si dannerà l'anima per tutta la settimana. Ciao Vale, partita straziante. Lo so che te non l'hai vista, meno male, sei stato fortunato. Credo che sia forse la peggior partita dei 2 anni di Conte a Napoli, sicuramente la peggior partita di questa stagione. 2 anni di Conte a Napoli, magari ci sta avere una Napoli-Atalanta, però era anche un momento diverso, questo bisogna dirlo. Era un Napoli che stava recuperando da quella stagione del 10° posto, quindi male sotto l'aspetto delle individualità. Buongiorno è ritornato, Buongiorno abbastanza discontinuo, perché oggi anche l'ho visto abbastanza insicuro. De Bruyne, peggior partita di De Bruyne quest'anno, ed è tutto dire, perché comunque ne ha giocate già di partite molto sottotono. Sta un po' deludendo, perché adesso stiamo arrivando anche a fine stagione, ha un po' deluso, bisogna dirlo, sotto l'aspetto magari fisico. Bisogna dire anche che sta recuperando un infortunio. Oggi male anche sotto l'aspetto tecnico, e da De Bruyne non te lo aspetti. Corretto, perché sì, io quando vedo dallo schermo del locale a fine primo tempo che De Bruyne non riesce a bloccare, a stoppare un paio di palloni, là dico: mamma mia, è proprio la giornata no, perché ci può stare che magari non reggi fisicamente, che devi recuperare. Invece no, fisicamente lui è ritornato pimpante, però quando poi diventa tecnicamente difficile per De Bruyne, diventa un po' difficile da accettare. E dobbiamo essere onesti, io sono innamorato di De Bruyne, ma se De Bruyne stava facendo peggio di Politano, perché Politano un paio di palloni al centro insidiosi li aveva messi, ci rendiamo, dobbiamo essere chiari e onesti, le nostre idee vanno benissimo, Politano ride e io non lo posso sopportare e lo attaccherò per sempre, però se Politano stava giocando un poco meglio di De Bruyne, io devo dire che Politano stava giocando un poco meglio di De Bruyne, e non posso fare finta di niente. Vince Sarri, il maestro Sarri, che forse ci potremmo ritrovare l'anno prossimo sulla panchina del Napoli. Tutti quanti saranno felici e contenti, perché Conte è già in nazionale, altrimenti questa prestazione non te la spieghi nemmeno. Saranno tutti felici, accoglieremo qualche maestro, già te l'ho detto. Maestro Sarri, che ha vinto oggi, si è candidato, italiano, Giampaolo, vedremo. Marò i maestri. Io ricordo che Conte l'ha fatto fare a Perisic all'Inter l'esterno a tutta fascia, dall'altra parte c'era Kimi per dare equilibrio, sì, però giocavamo a 5. Conte non ha mai giocato a 3 con Kvara a tutta fascia. Sai chi lo ha fatto? Lo ha fatto Fabregas con Diao. È una scelta conservativa? No, è una scelta offensiva. E io il Perisic che faceva il quinto me lo ricordo, perché stavo facendo già le analisi e ne parlavo con Neschio. Perisic ha fatto una fase difensiva incredibile ed era apprezzabile, perché poi quando andava in avanti non è un fatto di equilibrio,
sia Hakimi che Perisic andavano fino in fondo e Perisic aveva anche la possibilità di chiuderla l'azione, un po' come adesso, per chi non si ricordasse quell'Inter là, adesso Di Marco e Dumfries ti garantisce più fisicità, quindi può fare anche una doppia fase, anche se in fase difensiva entrambi hanno delle lacune, però vanno entrambi a chiudere l'azione. Un Perisic che ti fa tutta la fascia, per me, come il Diao messo esterno a tutta fascia da Fabregas in alcune partite, è una scelta offensiva, non è una scelta difensiva, è il contrario, è voler avere un giocatore che ha dei colpi tecnici e capaci di mettere in difficoltà anche in un ruolo che di solito è un quinto difensivo. Quindi quando metti Diao in un 3-5-2 o in un 3-2-5, se vogliamo 5-2-3, se vogliamo, è una scelta offensiva, vuol dire che i difensori sono veramente 3, non sono 5. I maestri. Ragazzi, buonasera. Il riassunto della partita sta tutto nel fatto che il mister pre-partita dice che chi arriva secondo è il primo dei perdenti. Non è importante arrivare secondi, terzi o quarti, ma l'importante è arrivare in Champions League. La motivazione si è vista poi nel campo. Aspetta. Il mister ha detto chi arriva secondo è il primo dei perdenti. Questo per me è il riassunto della partita. Squadra, l'importante è arrivare in Champions League. Non è importante arrivare secondi, terzi o quarti, ma l'importante è arrivare in Champions League. La motivazione si è vista poi nel campo. Questo per me è il riassunto della partita. Squadra senza motivazione che ha mollato e il primo a mollare è stato il suo allenatore. E allora, io vorrò riascoltare, come al solito lo sapete, no? Io voglio ascoltarli, guardare anche in faccia, perché poi io mi fido di Antimo, ma voglio sentire, per avere degli spunti in più. Se lui ha fatto questa dichiarazione, mi spiego la dichiarazione finale nel post partita dopo la sconfitta, dove lui dice: devo aver sbagliato anche io, non li ho motivati abbastanza. Evidentemente non ho colto che si potevano abbassare le energie così. Non puoi assolutamente mettere allo stesso piano, almeno per come la vedo io, mettere sullo stesso piano secondo, terzo e quarto, perché per me non è la stessa cosa. 1. Non sappiamo se c'è la Supercoppa per il secondo qualificato. È un trofeo che quest'anno io rivendico, quindi la possibilità di farlo un'altra volta è importante. 2. Chi arriva secondo prende più soldi del terzo e del quarto, non c'è alcun dubbio. 3. Voglio arrivare avanti ad Allegri, voglio arrivare avanti a Spalletti, voglio arrivare avanti a Fabregas, a Gasperini, a Palladino e a tutti gli altri. Siamo arrivati dietro all'Inter, benissimo, l'Inter ha dimostrato, con il ritorno anche di Thuram che prende il posto di Lautaro, ha dimostrato di meritarselo questo scudetto. Non hanno vinto grandi scontri diretti, non si sono imposte sul Napoli, sul Milan in un certo modo, però sono stati continui con le piccole e quindi chi è continuo con le piccole vince gli scudetti in Italia. Abbiamo dimostrato che non siamo a quell'altezza, benissimo, però voglio dimostrare anche che sono più forte del Milan, voglio dimostrare che sono più forte della Juventus, che è stata molto discontinua e che è partita con l'handicap, così come l'Atalanta. Voglio dimostrare che Gasperini ha steccato e adesso ci sono problemi alla Roma e non voglio così. Voglio dimostrare che il Como è comunque una neopromossa e già è un miracolo si arriva in Europa League, e non voglio arrivare dietro queste squadre qua. Quindi se Conte ha detto questa cosa qua, questo gli possiamo contestare a Conte. Non la formazione. Questa cosa qua è secondo me, perché l'ho sentito, secondo me lui si è pentito di questa cosa qua. Evidentemente anche da parte sua non c'era quel mordente. Poi, se non ti viene da parte tua, c'è anche la possibilità che una società ti pungola e dice: oh, arriviamo secondi, nei corridoi di Castelvolturno si deve sentire quel friccicore, quell'elettricità, dice: ragazzi, animo, non molliamo, perché il secondo posto è importantissimo. Non esiste il secondo che è il primo dei perdenti, il terzo è il secondo dei perdenti, il quarto è il quarto dei perdenti. Non esiste proprio. Il secondo posto è una questione di dignità, di rispetto per i tifosi, anche di premio. Perché voi ascoltate solamente i soldi, anche di premio. Si prendono dei premi diversi se arrivi secondo o terzo. Se invece la società dice: ma quarto va benissimo, dato non ce lo fotte, però là è un altro paio di maniche e non lo possiamo sapere. Ciao Valerio, ciao amici bellini, mi dispiace che tu debba rivedere questo scempio, veramente uno scempio. Tralasciando i problemi di formazione, oggi non c'era nessuno in squadra, prestazioni veramente sconclusionati da parte di tutti. Pure io. Buongiorno è ritornato un'altra volta con i suoi problemi di equilibrio, si vede che
non so se ritornerà mai a quello dell'anno scorso quando era integro. Vani ha parato un altro rigore, extra parentesi pure stavolta quel povero disgraziato si era buttato troppo bene. E infatti la respinta poi è sembrata centrale perché lui è nato poi è uscito fuori dalla porta. E niente, c'è poco da salvare, neanche poi cambi. Hai ragione, Giovanni, perché si è buttato molto e invece Zaccagni l'ha tirato veramente male, quindi lui l'ha parato con la pancia. È vero, poi per fortuna sulla ribattuta Zaccagni ha sbagliato. Hanno dato tanto, cioè tranne il solito Alisson Santos che almeno fa qualcosina, ma male. Veramente la speranza è rimanere tra i primi 4 perché se continuiamo come oggi è davvero brutta. Buonasera. No, Ciao, vedi, Valerio. per esempio non ne stiamo proprio parlando perché più 8 sul quinto posto, ha perso anche il Como Sassuolo, tu dici ti senti abbastanza tranquillo. Sono 5 partite, sono 15 punti in palio, non puoi sbracare, non ti puoi permettere di sbracare. E voglio pensare che tu hai fatto il pareggio, dopo le 5 vittorie consecutive, hai fatto il pareggio, io speravo che col pareggio potessi resettare per fare il filotto, evidentemente no, si pagano le fatiche di rincorrere, ci credi e poi ti sfugge, si paga, questa fatica qua si paga inevitabilmente, perdi. Spero che si possa fare il cambio di passo e di rotta, perché anche il Milan ne perde una, poi ne perde un'altra, accusano il colpo, quindi noi abbiamo pareggiato una, poi l'abbiamo persa, abbiamo accusato il colpo. Vediamo di non accusare il colpo a troppo a lungo, perché poi il Milan, per esempio, ha l'occasione col Verona di riprendersi e di riagguantarti. Quindi non esiste proprio. Buonasera a tutti e benvenuti al TG in regionale calciofluido.net. Le notizie di oggi. Vittoria splendida della Lazio che senza fatica fa fuori una modica Viterbese per 2-0. La squadra avversaria non ha avuto idee lanciando cross per 90 minuti, ne sono contati almeno 35 e non ci sono stati assolutamente pericoli per il piccolo Motta in porta della squadra laziale. Il presidente Lotito ringrazia con un tweet la SSC Napoli 1926 per il regalo dei 3 punti, visto la difficoltà attuale del club. Buonasera a tutti e benvenuti. E non puoi nemmeno chiedere scusa a nessuno, chiedete scusa. Ciao Valerio, ciao a tutti raga. Stasera sentimenti contrastanti, rabbia, ma a questo punto pure rassegnazione. Premettendo che secondo me comunque Anghissà in questo momento non può giocare, non so perché si ostina a metterlo in campo, ma non è una questione di uomini, proprio che non ce la facciamo secondo me fisicamente. Sul gruppo leggevo che era una questione mentale, ma se tu ti stai lottando il secondo posto, che comunque è un ottimo risultato per la stagione che abbiamo avuto. E questa è la domanda. Te lo stai lottando il secondo posto oppure no? Perché dalle notizie che arrivano a me interessa, a voi credo che interessa, altrimenti non stareste così amareggiati. Se Conte però ha detto il secondo, terzo, quarto non c'è differenza, e voglio capire se lo ha detto per la società non c'è differenza, perché altrimenti vuol dire aver mollato, dice fate quello che volete voi, tanti secondi e quarti ci arriviamo. Se per me ha importanza, per voi ha importanza, per Conte no, automaticamente anche per i giocatori no, perché i giocatori fanno il di più solo se Conte li spinge a fare il di più, ed è storia di queste 2 stagioni. Quindi i giocatori, se avessero un amor proprio, no, di cose loro, ma ridono, i giocatori ridono, quindi sono tranquillissimi, guarda come si diverte. Questo non è un giocatore che sta perdendo. Quindi vuol dire che se non parte da Conte non arriva da nessuna parte, potrebbe arrivare via società, così. Però voglio capire, ecco perché voglio capire bene cosa ha detto Conte nelle prime partite. È fondamentale. È possibile che il motivo dello scarso rendimento di Coppa di Conte sia proprio che manca il tempo di impostare tutto lo storytelling per mentalizzare i giocatori. Cioè il tempo... no, perché non ti è mancato adesso che avevi la settimana tipo. Quindi non è questo, come hai comunque, quando c'è la Coppa in mezzo, hai comunque meno tempo per rimentalizzare i giocatori per il campionato, ma per il campionato va bene. Quindi non penso sia questo il problema. Io penso sia un problema pratico, più che del mentalizzare, che non hai modo di preparare le partite quando c'hai meno tempo a disposizione, con squadre che comunque si conoscono di meno, in teoria, perché non le vedi tutte le settimane giocare nel campionato tuo, oppure c'hai il tuo staff che è dedicato solamente a quello, allora le conosci benissimo, solo che in Europa noi sottovalutiamo quelle che sono le altre squadre, ma in realtà corrono tutti il doppio di noi, che sia una squadra norvegese, che sia una squadra di messaggi di lavoro, che sia una squadra turca, eccetera eccetera, corrono più di noi e quindi sottovalutiamo qualsiasi impegno. Scusami Ross. E non hai la forza mentale per andartelo a prendere alla critica delle partite, io non posso crederci. Io ritengo che sia un problema fisico.
probabilmente ci siamo spremuti, non c'è più nulla. Non credo, cioè con questo non voglio dare colpe alla preparazione di Conte piuttosto che agli allenamenti. Probabilmente fisicamente non ci siamo. Siamo in una fase calante perché comunque quando i piedi non vanno, la testa non ci fa nulla, non può farci nulla. Conte ha detto il contrario. Conte ha detto quando la testa non va, i piedi non possono farci nulla. Io non lo so, Ross, se è una questione fisica. Devo rivedermi la partita, devo vedere che magari c'è uno sprint uno contro uno e quello non ce la fa e allora ti dico ok, è una cosa così. Il mentale è più difficile da vedere nello specifico, è una sensazione che uno ha, così come l'ho avuta io, così l'ha avuta Conte. Non credo che Conte si faccia scrupolo a dire stiamo un po' a pezzi fisicamente, eccetera, eccetera, però sembrerebbe un po' strano, visto che abbiamo questa famosa settimana tipo di Sfaccim, che dovrebbe portarci ad arrivare senza problemi. Facciamo il riposo, perché poi il riposo, che è quello che serve, lo abbiamo avuto a disposizione, quindi non lo so se è una questione più fisica. E adesso la chiosa, abbiamo scherzato, ciao a tutti, buonasera. Niente, quello che ho detto prima lo ribadisco, cross alla cacchio di cane, cacchio si può dire, nada, zero idee, un primo tempo che proprio mi ha disarmato proprio la pazienza, mi sono scesi gli Uegos sotto i piedi e non possiamo farci niente. Siamo scarichi, lo si è visto dagli interpreti. Anghissà camminava al 18esimo, De Bruyne non ha mai sbagliato 3 palle di fila in tutta la carriera, l'ha fatto stasera. Quindi ragazzi, è così, punto. L'unico che ci ha messo un po' di testa è Savic, che purtroppo non è che può parare qualsiasi cosa, quindi se non ce n'è, non ce n'è. In una parola sola, ragazzi, disarmato, disarmante. Sì, non posso aggiungere È da un po' di tempo che lo dico, da qualche mese. È davvero da un po' di tempo che lo dico che... Non me l'aspettavo. Ah, è riuscito a strapparmi un sorriso in questa giornata fausta, sebbene io sia esausta. Simone. Amici bellini, buonasera. Oggi malissimo, zero intensità, zero qualità, zero tiri. Io per fortuna il primo tempo me lo sono perso perché ero fuori casa, ma sono tornato in tempo per il secondo tempo e per intossicarmi quei 45 minuti che rimanevano. Ragazzi, siamo combinati molto male perché noi la certezza in difesa l'abbiamo persa da un po' di tempo, ma oggi il centrocampo anche, ragazzi, veramente indecente. Noi avevamo un buco, cioè Hila, Lazzari, ma chiunque recuperava palla della Lazio si faceva tutto il campo impedito fino alla nostra area di rigore. Cioè tu non puoi lasciare tutta sta libertà all'avversario. Poi avevo anche 0 tiri in porta. Quindi io poi non lo so se non abbiamo la qualità per tirare da fuori, però qualche volta sembra veramente che noi non siamo contenti se non entriamo con tutto il pallone dentro la porta. Quindi, è anche vero, ecco, che poi tu crossi e non hai uno che sa fare un mezzo cross decente, quindi ecco, forse è vero l'unico modo che abbiamo per segnare. Non lo so, ragazzi, veramente deprimente. Quello che mi fa impazzire è che se tu poi a fine anno arrivi a qualificarti per la Champions, è solo perché quelli dietro di te sono ancora più scarsi. E chiaramente questo poi si ricollega sempre alla qualità del nostro campionato, che è molto bassa. Senza dubbio, ma basta fare un calcolo poi di punti e si può fare il confronto con quelle che sono state le altre annate, quanti punti sono serviti per andare in Coppa e quanti no. Capirai dopo aver visto la gara. Bodoc, assolutamente, insomma, teniamo presente che sto parlando. Non sto parlando per sentire perché il primo tempo, bene o male, ma l'ho avvertito, diciamo come. Secondo tempo no, perché secondo tempo ero impegnato e affaccendato, ma mi sposto, perché ho l'impressione che lui se l'è vista. Non lo so, potrebbe anche... Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Era il 14 marzo del 1989. Si affrontavano il Real Madrid, che è una polisportiva. Vi ricordo che il Real Madrid non è una squadra di calcio, ma è una polisportiva. È una piccola squadra di provincia, il sogno del Cavalier Maggiore, la Snaidero Caserta. Il Real Madrid è pieno di stelle, tra cui anche Petrovic. Da lì a poi passerà all'NBA, per alcuni il più forte giocatore d'Europa, per altri lo sarà Cooper. E il Real Madrid domina per tutta la partita, ma Caserta non molla mai. Mancano pochi secondi, Normetti sbaglia, Caserta è sotto di 3, time out,
sappiamo, la palla andrà a Oscar, anche se sarà marcato. L'azione si sviluppa subito, un blocco anche morbido, tiro forzato come sempre, e si pareggia, si va ai supplementari. Il Real Madrid la vincerà 117-113, Petrovic ne farà 72, Oscar 48. Eppure raramente una partita di basket ha emozionato così tanto, e non solo per i tifosi di Caserta. Ti lascia uno dei più grandi sportivi della storia. È inutile elencare tutti i record di Oscar. Tra l'altro chiamo Oscar non per una malcelata familiarità di quelli che, sai, quelli Cristiano, quando fanno gol. Perché Oscar era Oscar per tutto il mondo, non aveva bisogno di cognome. Era conosciuto universalmente come Oscar. L'uomo che rifiutò l'NBA per amore della sua nazionale, perché chi giocava in NBA doveva annunciare alla nazionale, e lui ci ha sempre giocato in nazionale. Ha sfiorato i 50.000, 49.900 qualche cosa punti, ha una serie di record infiniti, Oreo del triple, ma non è questa la cosa che conta. Raramente uno sportivo ha saputo emozionare così tanto senza aver bisogno delle vittorie. È doveroso perché è uno dei miei riferimenti sportivi, Oscar, e dava proprio una sconfitta e non la vittoria. Lui ha vinto solo la Coppa Italia con Caserta. Invece ti deludo, Valerio, non ho visto la partita di stasera, di oggi pomeriggio, settimana super impegnata come tu e i poeti estinti già sanno. Sono andato sempre a letto alle 5:30. Ho registrato un video stante, molto piccolo, perché ero certo che avremmo. E la cosa, quindi poi mi dirai tu che è inquietante, non è la sconfitta in sé per sé, sarà tanto veleno. Mio padre mi ha scritto solo una parola, quindi so che il Napoli ha giocato molto 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 male. E io mi fido dell'ingegnere perché è persona seria e non va presso i sensazionalismi. È che, va bene, Conte ci lascia, sono tutti contenti, i colleghi, e stavo riflettendo su questo, Valerio. Abbiamo avuto Ancelotti, che adesso allena il Brasile, abbiamo avuto, insomma, Ancelotti, non male, Benitez e anche Conte. E se questi allenatori, a parte qualche trionfo, qualche inciampo, non hanno spostato di una virgola la mentalità del nostro ambiente, chi può fare? Klopp, sì, ma quanto può essere più bravo Klopp di Ancelotti? Cioè, no? Io parlo come ambiente. È talmente fragile che con la Juve, che era quinta in classifica, tutti parlavano di Spalletti. Spalletti, tra l'altro, ha rinnovato la Juve prima della sicurezza della qualificazione, che per quanto mi riguarda Guido me l'ha sempre data per scontato. No, gli bastava la sicurezza che gli hai dato tu. Sì, sì. E invece noi sono settimane ormai che si parla solo di Conte in nazionale, poi ci mette il carico da 1000 anche il presidente, che come sempre è un divago. Presidente che viene sempre definito visionario, quindi se uno prova a far notare qualche contraddizione si prende, lo sappiamo, tutti gli insulti di questo mondo. Però i visionari guardano il futuro, non parlano sempre del passato. Nell'intervista Angelina Jolie, il Capri, il film da milioni di dollari, gli sputi mi stavano uccidendo, lui dice Hill, che mi hanno chiuso negli spogliatori, no? Ha parlato del passato, ma non ci ha dato un'immagine di quello che deve essere nella sua testa il Napoli del futuro, però. Ecco, queste settimane abbiamo visto la fragilità della società e quanto l'ambiente ha contribuito nei secoli dei secoli dei secoli a creare una mentalità fragile. Quindi, nonostante la davano già per battuta la Lazio, il turnover si concentrerà per la partita della Coppa Italia, no? Perché poi ci sono sempre la settimana tipo, quando esci dalle coppe fai più punti. Quest'anno non mi sono divertito a far vedere la classifica, che quando esci dalle coppe non fai più punti, perché poi diventa anche stancante per me, per te, per tutti, per chi vuole capire. Quindi sono molto preoccupato, ma non per la sconfitta di oggi. Io ho detto che questa squadra non ha 77 punti. Io mi espongo proprio culturalmente, dal punto di vista intellettuale. Cioè io vi dico il punteggio,
ma non adesso quando mancano 4 partite, 5 partite, mesi. E poi, come dico, il Bologna, un bluff, il Como, un bluff. Sono molto preoccupato perché riflettevo proprio su questo. Ho detto, noi comunque degli allenatori bravi li abbiamo avuti, e quindi poi si dice, adesso il presidente li ha presi, vabbè, ma li abbiamo presi, sono stati una stagione già all'inizio della seconda, perché quest'anno è stata una delle stagioni peggiori, non voglio dire la peggiore perché solo il SIT e il Vati ragionano per assoluti, però se ci pensi dalla seconda giornata che noi viviamo, la prima no, quella col Sassuolo no, però dalla seconda giornata siamo stati involti dalle polemiche che sono cresciute sempre di più. Pausa, Milan, dopo Bologna, eccetera. Abbiamo fatto un campionato di veleni e di polemiche assurde, assurde, anche esagerate per quanto riguarda il rapporto costi-benefici, chiamiamolo così, perché ha detto, uno può aver fatto una stagione inferiore rispetto alle attese, ma non rispetto a una certificazione. Perché io voglio, poi questo Lucca, vogliamo vedere quanto sta facendo bene, Marinucci, sempre conto di compra, quindi quello che mi preoccupa è questo, poi voglio lasciare la parola a te se c'è una domanda, purtroppo la partita non l'ho vista e quindi non mi arrampico sugli specchi. È proprio questa sensazione di immutabilità, nel senso che non muta nulla, ma niente cambiamo tutto perché nulla cambi, non cambiamo nulla finché nulla cambi, cioè ne siamo oltre il gattopardo, perché mai sia detto che proprio nella totale staticità non ti smuovi, saranno contenti quelli perché sono settimane, mesi che sono, perché non stapperanno lo champagne, chi fumerà il sigaro come l'hanno fatto quando è andato via Ancelotti, che pare il male non sia cascato perché poi si è portato a casa altri 2 champion, allena il Brasile, si toglie lo sfizio di allenare la squadra 5 volte campione del mondo. Tra l'altro, e la chiudo qui, quando lo consentivano gli impegni personali sportivi a tifare come un pazzo scalmanato sul parterre del Paramaggiò, c'era un discreto piede sinistro, Valerio, sì, perché i geni riconoscono il talento e uno dei grandi tifosi di Oscar era proprio Diego Armando Maradona, un argentino che tifava un brasiliano. Questa è un'altra storia, ho detto, quando lo sport ispira grandi sentimenti. Quindi, insomma, a te le parole, a te commenti, insulti, eccetera, non, ripeto, non è la sconfitta, è sempre che poi la rivedrò, la vedrò. Mio padre ha detto è stato proprio un Napoli scadente, dato questa parola, molto, che mi sembra una parola già importante, ma chiaramente con un profilo elegante. Mm, Però era annunciata, Valerio, cioè annunciata da settimane, cioè noi stiamo vivendo da settimane un enorme lutto. Ma abbiamo già visto allenatori prosciugati nelle loro energie al di là di quello che loro stessi potevano immaginare, perché poi Napoli è diventata una piazza veramente scomoda, perché ha aspettative e energie da Real Madrid, ma senza avere la storia, la struttura, la potenza, anche un ambiente da Real Madrid. E a questo punto, se tu spendi energie da Real Madrid, non dico manco da Juve, Inter e Milan, no? Però tu alle spalle hai anche dei benefits da Real Madrid. Noi abbiamo solo il dispendio di energia per gli allenatori di Real Madrid, ma senza avere i benefits e il supporto per Real Madrid. Così diventa stancante. Cioè, un anno del Napoli vale 20 panchine di queste squadre. È ovvio che poi non ce la fai umanamente. Simeone ha perso la Coppa del Re contro la Real Sociedad. Simeone out? Cosa? No, visto che si sta dicendo Conte out a tutta forza, Francesco ci dice che ha perso la Coppa del Re contro Real Sociedad e quindi immagino che Sì, lì ma staranno dicendo è Simeone out. diciamo, un paradosso nel senso che il Real Madrid, lo dicevo come, non perché per l'altro quando Fiorentino Perez prende le sue fissazioni, vediamo come va, no? Perché ha preso Mappé, ha cacciato Ancelotti e non ha vinto più niente da quando è andato via Ancelotti, Real Madrid, ma proprio nulla. Non intendevo il Real Madrid di oggi, ma come metafora, no? Detto, chiaramente il Real Madrid ha vinto 15 Champions, solo che il Real Madrid in Europa non c'è nessuno, ha questo il senso del parallelismo.
sul fatto del Conte out, ripeto, facciamo contenti quelli che lo vogliono cacciare lì. E, ok, e quindi, come direbbe mio fratello che è un genio, e quindi che si fa? Prendiamo il maestro italiano, ok, prendiamo il maestro italiano perché è un uomo solo a comando e lui risolve tutti i problemi. Poi appena tu perdi le sconfitte, il maestro italiano è inadeguato, non è adatto a allenare una buona piazza e quindi iniziamo sempre il gioco no, della marmotta. E intanto sono passate in cavalleria tante promesse. Mi verrebbe da fare una battuta, uno dei momenti più, che è anche una tristezza, più emozionanti nella mia vita è stata proprio la partita di addio, vedere un uomo di 2,05 che piange come un bambino, diceva io non me ne volevo andare, no? Oscar giocò metà tempo con la Caserta e metà col Brasile, ma guarda Valerio straziante, una cosa di una bellezza, di una emotività incredibile, probabilmente il Presidente mi vuole tanto bene, pensa che non è più decoroso una persona di 50 anni piangere per eventi sportivi, quindi noi le partite di addio dei nostri campioni le abbiamo eliminate, eccetera, e ormai lo diamo per scontato, cioè nessuno protesta e giochiamo sul centro sportivo, giochiamo su tutto perché ci ha fatto Tra vincere l'altro, Guido, se tu non l'hai vista, ma questo tuo riferimento c'era Marek in tribuna. sì, da un lato dici lui non è un mercenario, però E ricordiamo, se lui è è venuta andato via Marek e una hanno perdita perso. con il Napoli, Sampdoria non c'era manco 20.000 persone, 17.000 persone, potrei ricordare male perché ho capito che è una buona memoria, ma qui si andrebbe proprio mi vergognerei io di me stesso, però era un Napoli Sampdoria anonimo con meno di 20.000 persone al San Paolo, quella è stata la partita di addio di Marek Hamšík. Manco un quadrangolare estivo, eccetera, che vanno dette le cose, però non è quello, è come la nazionale, che tu vuoi risolvere tutto con Malagò, no? E ti faccio notare una cosa, perché poi basta pochissimo per scoprire il bluff delle persone, no? Se tu ti fai un'analisi, non mi sembra che la nazionale italiana in questi anni sta dettando legge nel campo mondiale, no? Sappiamo com'è. È lo stesso se prendiamo gli ultimi 20 anni, quante squadre hanno vinto la Champions League, una l'Inter, abbiamo vinto 3 coppe, negli ultimi 10 anni nessuna la Champions League, siamo venuti a fare gli elenchi, non mi sembra che abbiamo gli stadi più belli, potremmo fare gli elenchi di tutte le cose, come affrontiamo il tema del razzismo, che cosa significa vivere un evento sportivo calcistico in Italia, che è un supplizio, eccetera, eccetera. Cioè, se prendiamo 10 parametri, non primeggiamo in nessuno dei 10, anzi siamo pesantemente indietro, quindi alla base della nostra arretratezza l'Italia deve dire voi Inghilterra cambiate il calcio, fate delle partite da 25 minuti. Cioè per questo, cioè, qual è il senso della proposta di Lorenzo? Siccome noi siamo leader in questo momento in tutti i settori del calcio, senza parlare di scandali negli ultimi 20 anni, tutto di tutto hanno, perché l'Inghilterra non ha avuto calciopoli, ragazzi. Come non l'ha avuto, ci sono stati degli scandali perché comunque è uno sport che muove miliardi, ma una serie infinita di scandali come il calcio italiano no. Eccetera. Quindi dall'alto della nostra supremazia, visto che noi in realtà stiamo inseguendo, le altre nazioni giustamente hanno portato una squadra. Comunque io ti dirò, ti porto la mia esperienza. Io sono andato a fare questa serata che non è una serata perché è una pomeridiana. Dall'1 alle 3. Di solito le mie serate durano 3 ore, non 2. In questo caso sarà stato un caso. Però nel momento in cui noi abbiamo suonato l'ultima nota è partito l'audio degli schermi con Manchester United Chelsea o viceversa Chelsea Manchester United. 0-3 ha vinto fuori Cagliari. Durante City, non Manchester United, durante la serata, mentre noi suonavamo, c'era lo schermetto col Napoli, c'era il Tottenham così. Quando ha giocato il Chelsea con Manchester United, si è fermata la musica, perché sono entrati tutta una serie di tifosi, tutti vestiti con le maglie del Chelsea, tutti vestiti con le maglie dello United, perché l'importanza che ha la Premier, anche in un paese che del calcio non se ne frega niente. Io non li ho visti che si annoiavano e che scrollavano così. Il calcio, secondo me, non ha grandi problemi. Siamo noi che abbiamo grandi problemi. Cioè, il problema non è il calcio, perché da un punto di vista dei risultati, l'Inghilterra, la Spagna
e la Germania portano la loro squadra in semifinale. Poi ragazzi, una volta che è arrivato in semifinale, è veramente piccoli episodi che tu la vinci o la perdi là. Però una volta che sei arrivato in semifinale, secondo me tu hai fatto una grande competizione europea. Poi la vinci, hai trionfato, ma in semifinale hai fatto le prime quattro del mondo. Gli stadi sono tutti belli, e quelli che hanno bisogno di rinnovamento ci stanno pensando di rinnovare quelli che sono stati rinnovati, eccetera, cioè non devi fare l'elenco. Quindi diciamo, perché loro dovrebbero accettare queste regole? Tu non sei leader, d'altronde ti prendono a ridere, no? Ma bastava poco, no? Che Hai in detto Italia ridere, hai detto ridere. sì, è così. Bastava Ah. che dopo l'uscita della nazionale, molto serenamente, siete voi state parlando sul nulla, noi stiamo già programmando la stagione futura perché abbiamo un grande allenatore. Io non stiamo parlando del nulla, non è che faccio c'è un contratto perché sembra che tu devi legare le persone, perché così sembra un vincolo, no? Noi facciamo contenti certi personaggi che vanno rispettati i contratti, lasciamo perdere quelle altre parate. Ma è una questione di orizzonte, no? Di visuale. Ho detto, noi stiamo già costruendo il Napoli del futuro, perché abbiamo imparato degli errori di quest'anno e con lo Stato, con Conte, noi stiamo già gettando le basi per il 3.0, cioè, beh, sereni e toglievi là. E invece sei ambiguo, sei ondivago, perché ti lasci sempre le porte aperte, cioè se vuole rimanere, come si chiama, non più Calterò, come si chiama, l'abbiamo già vista questa storia, e prendi passi. No, ogni tanto uno vorrebbe dei piccoli passi in avanti, lasciamo a parte la atavica questione delle strutture, perché lì ci sono anche investimenti importanti, eccetera, o le partite da Dio, eccetera, ma partiamo in mezzo dalla comunicazione in tante cose. Possiamo avere una comunicazione di altissimo livello che non sia provocatoria, che non sia aggressiva, che non sia autoreferenziale, quanto sono stato bravo, quanto sono stato bravo. Cioè, io non ho mai sentito Andrea Agnelli, che non è proprio il mostro di simpatia, eccetera. Quando continuava a vincere la Juve, lui gettava già le basi per l'anno successivo e avevamo vinto scudetto e Coppa Italia. Non diceva noi abbiamo vinto, poi come hanno vinto, un'altra questione. No? Ha detto quindi, cioè, vedevi una squadra che parlava degli obiettivi futuri, non che parlava del fatto che tu nel 2004 stavi facendo un film con Angelina Jolie, che tra l'altro non è andato particolarmente bene a botteghino, Sky Capital Award of Tomorrow. Quel regista non ha mai più fatto un film, perché se uno deve raccontare tutto, no? Il regista di Sky Capital and War of Tomorrow fa quel film e fa. Come direbbe una persona molto più brava di me, è storia. Ha detto, possiamo cominciare a parlare del futuro immediato, piccoli passi, e piccoli passi si fanno attraverso, oltre che la programmazione, anche una crescita di mentalità. Velasco non ha voluto parlare di calcio, ha detto non voglio fare il politicamente corretto, il politicamente scorretto, però poi ne è uscita una frase. Ha detto si poteva parlare anche quando io sono passato alla nazionale di pallavolo, delle strutture, dei so, perché si parla sempre di non dare più soldi, e lui poi stoppò tutti quanti, dice, non è che perdiamo perché noi giochiamo di schifo, non è che giochiamo male. Oggi mio padre c'è stato un Napoli scadente e io capisco quanto parco di parole l'ingegnere, se è scadente significa che Napoli ha giocato male, quindi intuisco che ha tirato poco o niente in porta, che è stato lento. Niente importa, 8 tiri senza prendere in porta. Conosco mio padre, non ho visto niente, manco un'intervista, una like, zero, ho 0 secondi, quindi chiedo scusa. Però quando tu conosci i tuoi familiari, se avessi usato un'altra parola tipo opaco, deludente, per usare la parola scadente, considera che mio padre in tutta la sua vita io non ho mai sentito pronunciare una parolaccia. Quindi per dire, no, è il massimo, è quello un imbecille, per darvi quindi sentire scadente e sarebbe lo youtuber che dice c'è quello. Sì, scadente, io mi sono preoccupato. Scadente. Ho detto, significa che è stato messo sotto dalla Lazio, che non aveva nulla da chiedere al campionato. Ma questa è la mentalità, perché non aveva nulla da chiedere al campionato? La vogliamo finire con questa cosa perché tu c'hai la coppa, perché tanto non devi andare là. Ogni partita è importante, perché ogni partita è un banco di prova e cresce sia a livello singolo che di squadra, di tattica e di mentalità. Perché sei uscito dalla lotta scudetto, ormai ci siamo entrati e tu lo sai.
finito il sogno scudetto col Parma, come è successo al Milan la settimana prima, lo sai che l'ambiente sta facendo, tanto la Lazio deve fare la Coppa Italia, tanto lì lo sa, perché l'hai già visto, e l'altra volta si sono divertiti gli amici Bellini a vedere tutti gli 0-0, lo sa, l'abbiamo già visto, abbiamo già sentito queste cose, no? Adesso impareremo la settimana, già abbiamo sentito, basta, basta. Allora, qual è la programmazione? Facciamo conto, ok. Vengono Parioli, Italiano, Maresca, Grosso, cioè poi là. Che si fa? Perché comunque se Conte ha i paletti economici finanziari, non è che se viene Klopp è 80 miliardi a giocatore. Non è che cambia lo stato, eccetera, 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 eccetera. E qual è il cambio di mentalità? Si gioca finalmente meglio, ok, giocheremo meglio e devi passare dalle forche caudine che puoi a perdere delle partite anche inizialmente. Perdi delle partite, vai in affanno, vai in stress, vai in polemica, vai in pressione. Certi allenatori, un Klopp reggerebbe una pressione di 2 sconfitte nelle prime 5 piccole giornate, tanto Klopp non viene, perciò possiamo fare questo esempio, e detto, cioè, incominciate a domandarvi, voi come quelli che criticano sempre il TV, i governi di turno, eccetera, ma tu, che fatti concreti? Ok, abbiamo cacciato Conte come abbiamo cacciato Spalletti, poi questo termine orrendo, volga cacciare, ok, e mo che si... Qual è la vostra ricetta? Per una volta capovolgiamo l'ordine degli antendi, il risultato non cambia purtroppo come si insegna la matematica, però proviamo a divertirci. Ok, facciamo noi. Detto, noi negli anni abbiamo dato proposte, idee, anche di cose che dobbiamo dire sono migliorate, perché io avevo sempre il sospetto che il settore Panacca non avesse fatto quelle bellissime maglie che gli furono anche sottratte dal web in maniera poco elegante, che rimasero un riferimento, perché prima di lui mai nessuno aveva fatto in filigrana l'idea di un patch, lui aveva usato le ceramiche di Capodimonte, il Tiziano, eccetera. Può essere stato da stimolo. In questo canale noi lanciamo un sacco di idee, di proposte, abbiamo la pazienza di aspettare. Allora, per una volta facciamo, voi che venite a rompere le scatole, siete ben accetti perché il canale di Valerio, incominciate a fare proposte, che non sia cacciare un allenato cacciare e prenderne un altro, perché nel calcio non funziona così. Mm. A proposito di Tore Falanga, In allegato alla precedente considerazione, devo dire che oggi la colpa è stata un po' di tutti. Per me Conte ha sbagliato forse la formazione, anche se secondo me non meritava ancora la fiducia dal primo minuto, e questo secondo me ha portato a peggiorare le prestazioni di Lobotka e anche del resto del centrocampo, anche nella parte avanzata del centrocampo. Punto secondo, la testa, proprio la testa secondo me non c'era. Fisicamente io non lo so dire se erano stanchi, spompati oppure no, perché andavano lenti. Ma era tutto lento come sempre, perché la problematica del Napoli è sempre stata il gioco lento da un bel po' di tempo, ma anche proprio nel correre, nell'arrivare sul pallone, non lo so. Boh, non so se è solo questione di testa o stanchezza. Comunque è una delle peggiori partite, forse se non la peggiore partita del campionato fino ad adesso. Probabilmente ha superato quella contro Bologna e quella contro il Torino. E forse anche quella contro l'Udinese. E questo lo capiremo, io non avendola vista sono in difficoltà, nel senso, di interrogarsi con serietà, con lucidità e con la pazienza di vedere anche lo sviluppo futuro e di collegarlo con il passato di questa lunga stagione, perché la stagione è ancora lunga, perché si è raccontato per un anno e anche prima che arrivasse solo una cosa, no? Gli allenamenti di Conte, poi tu voli a marzo, eccetera, voli là, perché è un fatto di te. Poi quest'anno gli allenamenti di Conte fanno schifo, distruggono i giocatori, eccetera, eccetera. Ok, mettetevi d'accordo col cervello. In realtà quest'anno il Napoli è stato estremamente discontinuo da tutti i punti di vista, non solo dei risultati, perché è stato il protagonista di alcune partite, le due partite di finale di Supercoppa. Noi abbiamo letteralmente dominato tecnicamente, ma anche fisicamente il Bologna, prima il Milan e poi il Bologna, in un momento di grave emergenza, perché non solo venivamo da partite opache, quella sconfitta col Bologna non era tanto lontana,
ma avevamo già perso determinati elementi, da lì a poco perderemo pure Neres. Detto, quindi calcisticamente, cioè, se proviamo a interrogarci, non può essere Conte scarso, perché se fosse scarso sarebbe sempre scarso e sarebbe sempre scarso il Napoli, no? Avrebbe sempre giocato male, lento, un gioco prevedibile, eccetera, eccetera, eccetera. Invece ci sono state delle partite dove non solo ha giocato bene, ha prodotto pure tanto ed è stato sprecone. Anche le 2 partite di Coppa siamo stati spreconi. Ci sono delle partite dove noi ci scrivevamo in privato, siamo tornati al Napoli dell'antico, no? Che per fare un gol ne devi fare 10-15 azioni, eccetera. Quindi queste cose sono successe, come sono successe delle partite anonime, come purtroppo sono successe delle partite deludenti, come oggi mi sembra di capire scadenti. Quindi abbiamo tanti Napoli del corso della stagione e torniamo al Napoli di Cancellotti, che prendevi come esempio il Napoli che ha battuto il Liverpool. Ma non era solo quello il Napoli, perché c'era pure il Napoli che perdeva con quello, con quello, con quello, con quello. Però tu prendi solo quello che ti fa comodo del calcio. Se vuoi fare il paraculo ti prendi la vittoria. È sempre Napoli-Chelsea 3-1, Maggio se avesse segnato quella palla, eccetera. Quello. Non ti prendi l'uscita con l'Ipsia, con Victoria Pills, eccetera, tutte le uscite col Villarreal, zero sconfitte e pareggi, sconfitte e pareggi. No, quelle non ti prendi il 3-1. Allora, se ragioniamo sulla stagione in corso, quello che possiamo dire è che noi abbiamo visto tanti Napoli e non possiamo dire che questo è il Napoli. Io non ti posso dire questo è il vero Napoli, Valerio, perché se fossero state 10 partite come quelle di Napoli-Milan della Supercoppa e 2 come quelle di oggi, detto, sono propenso a credere che quello è il vero Napoli, poi ogni tanto si prende una pausa. Probabilmente sono divise, oltre tutte le difficoltà degli infortuni. Quindi il Napoli quest'anno è stato un Napoli estremamente discontinuo nel gioco e nei risultati, perché Conte out, e però Conte out dovrebbe essere sempre scadente, quindi non mi convince questa soluzione. Cioè, posso pure farle contente le persone, no? Le facciamo contenti per un atto di bontà, di galanteria e generosità, però da analista del calcio molto piccolo come sono, ho detto è un po' superficiale, perché poi mi rischio di trovarmi l'anno prossimo con la stessa situazione a uomini nuovi e facciamo Pinco Pallino auto, non diciamo lì. Quindi c'è qualcosa che va analizzato con più profondità. Vedo Sicuramente tra l'altro, scusa, ma no, basta. per tornare sul discorso Conte, che ho preso questo messaggio che dice Conte va tenuto assolutamente in contrasto con tutti gli altri che dicevano bisogna cambiare perché Conte va cambiato. Io ad oggi, che sono un po' stanco, io, cioè che ne parlo tutti i giorni e mi confronto e mi sono confrontato durante l'anno ed è anche naturale che avendo visto io le potenzialità che adesso dicevi tu, no? Alcune partite fatte anche bene. Cioè, il discorso che mi arriva su alcuni commenti che dici io non mi sono mai divertito, io non lo posso accettare perché io mi sono divertito, ci sono le reaction. Ci sono reaction in cui, mamma mia, che sofferenza nel finale, ed sono testimoniate. Altre reaction dove, oh, è tornato il mio Napoli sprecone, lo riconosco, sbagliamo gol ma attacchiamo molto, il Napoli parte forte. Io ho cercato anche di crearmi delle frasi ripetute proprio per ricordarle io. Il Napoli parte forte, il Napoli vuole fare un gol più dell'avversario. Avete sentito Conte che dice state su, non vi abbassate. Ok, io ad oggi sono stanco, nel senso che se ricominciassimo l'anno prossimo con Conte, basta un pareggio e si ricomincia tale e quale. Quindi io non credo di avere la forza, cioè se mi metto nei panni di chi poi lo deve fare in prima persona come Conte, io non lo so se lui ha la forza di... Già andato via, è solo una questione adesso di trovare la quadra economica. Perché non puoi tenere un Conte che non rilancia la sfida. Se tu hai Conte è perché lui rilancia la sfida e vuole chiudere il terzo anno. Diciamo, accontentiamo gli anticontiani, no? E poi sembra che io sia contiano, ma io cerco di analizzare possibilmente un aspetto più ampio che il mio solo piccolo grado del mio cervello, no? Ha tutti i difetti di questo mondo. Però c'ha una caratteristica, è il bellissimo intervento che ha fatto Poggio Reale, oltre 40 minuti, e voi sapete chi c'era per dire, ma sono fatti nostri.
Cioè Conte, io ho sempre detto, è ossessionato dalla vittoria ma è terrorizzato dalla sconfitta ed è veramente la sua caratteristica. Ha detto questa frase: se le persone che mi circondano, quindi i figli, staff e i giocatori, non riescono a percepire il dolore per una sconfitta, hanno un problema. E c'è un'altra frase importante, che lui ha detto: a me piace mangiare. Non ho detto piace mangiare perché poi mi metto a parlare, come farebbe per esempio con mia madre, che mi spiega tutta la storia di un tipo di contaminazione, eccetera, eccetera. No, perché è l'unico momento in cui non penso al calcio, Mamma mia. a parole sue. Mm. Ecco, quindi che c'entra con oggi? C'entra che per Conte non esiste che il campionato ormai secondo e terzo, eccetera, una sconfitta là. No, non devi perdere perché questa cosa ti tormenta per giorni. E se lui non riesce a trasmettere ai giocatori e dice, ah, lui non è bravo, ho capito, ma se non gliela trasmette lui, trovatemi un allenatore più ossessionato. Ci sono tanti allenatori vincenti, inutile fare i paragoni, ma io dico caratterialmente Conte è molto diverso da Ancelotti ed è diverso da Mourinho. Cioè Mourinho è improntato a rappresentare la sua grandezza, che a volte si è verificata sul campo, a volte è stato più bravo a raccontarla, però non è così demonizzato dalla sconfitta. No? Conte ha queste due anime, è detto, quindi ogni allenatore, anche per quelli vincenti, ha le sue caratteristiche. Quindi trovatemi un'altra persona che, cavolo, ti fa cambiare la mentalità e non sta cambiando, perché comunque tu sei uno e c'è un ambiente che crea tutta una serie di alibi, di narrazioni, cose che sono costanti ed è quella famosa frase che da ragazzino e poi da adulto mi diede proprio fastidio e poi crescendo ho capito che è veramente vero. Napoli non ha una mentalità vincente, ha detto Enrico Sacchi. D'altronde, tu hai vinto 2 scudetti quando allenatore e squadra sono andati contro il presidente della società. E questo, ragazzi, mettetelo nel testo, dice è una mia opinione, è una mia opinione. Può essere sbagliata, sicuramente sbagliata, però pur se calcisticamente con punteggi diversi, con cavalcate diverse, le dinamiche di quello che è successo come dialettica all'interno della società, di come elementi, sono state le medesime, eccetera. Quest'anno non c'è stata questo scontro interno, lo viviamo adesso, ma quando stai a 80.000 punti distante dall'Inter, cioè quindi non serve più a niente, sono a squagliare tutto. E questo è molto pericoloso, perché quindi tu non hai, Spalletti non ti ha lasciato come legacy né una squadra giovane, perché poi hai venduti pochi giovani, né la mentalità vincente, perché non è tanto il 10° posto, potevi fare 11°, ma abbiamo sentito le stesse cose della narrazione. Queste partite l'anno scorso non le vincevi, eccetera, è inutile fare l'elenco delle cose che poi... E poi siamo andati al 10° posto, eccetera. Però dopo uno scudetto, certe cose non le dovevamo sentire. Arriva più Guido Gentile a fine dal giro di andata e girone di ritorno e vi elenca tutta una serie di dati storici reali dove dice ragazzi c'è lo 0,00% che dove vince lo scudetto perché non è mai successo questo e in più se noi guardiamo il Napoli della Laurentiis per noi è difficile fare 24 vittorie poi ci vogliamo prendere le 28 del maestro Sarri di Spalletti e se le prendiamo ma sono 2 volte 24 punti, 24 vittorie è già una media per noi molto alta sopra le 24 è proprio un campionato eccezionale. Tu senti le persone come se tu faresti 3.000 vittorie. Non le facciamo, quanto le faremo? 23 quest'anno di vittorie. E alla fine vedi, quello è. Però tu senti ogni anno le cose. Da un lato questa partita l'anno scorso la riprende, no, il Napoli ormai più di 20 vittorie le fai, e dall'altra cosa l'esame di maturità, così, sempre, oppure questa partita la squadra non aveva stimoli, non aveva lì, cioè, ma li stimolano un giocatore professionista, li ha ogni volta che scende in campo. Non può essere solo lo stimolo alla coppa, eccetera. Lo stimolo è primeggiare rispetto all'avversario, non solo statistiche personali, gol, assist, eccetera. Cioè, se un giocatore professionista entra in campo, che sia la Cremonese, massimo rispetto alla Cremonese, il Real Madrid, e non vuole vincere la partita, e teoricamente dovrebbe essere un po' più facile per scontrare col Cremonese rispetto al Real Madrid, beh, quel giocatore professionista qualche problema, io credo bisogna cominciare a porselo, no? Poi è ovvio che poi puoi dire sono delle emozioni diverse e ci mancherebbe. C'è una voglia di sacrificare diversa, ma non puoi sentire ancora adesso, dopo 22 anni di presidenza della Re,
sempre le stesse frasi, e sempre questi alibi che tu non avevi stima, non c'ero là. Poi affronti la squadra che già salvo, retrocessa, ti pareggia, quindi è Napoli-Verona, eccetera, e cavolo, Napoli-Verona non ce l'avevi di stimoli, Verona non ce l'avevi di stimoli, quindi è tutta una narrazione fasulla dove te la credi tu, e che uno sperava dopo 2 scudetti di aver abbandonato, messo proprio una linea, dice, da qui adesso non si spende più, e da oggi comincia a costruirsi una mentalità piano piano di narrazione che parte da questa linea e in su. Invece torni indietro, senza passare dal via di tirare le 20.000 lire del gioco del Monopoli, e rinizi da capo. E rinizi da capo. Cambia allenatore, ma per carità in Italia si cambia allenatore molto frequentemente, non è quello il problema, ma rinizi con la stessa litania. Benissimo. Noi non chiameremo più Napoli il giorno della marmotta. Noi siamo un infinito giorno della marmotta, senza nemmeno la parte comica e divertente, il talento di Bill Murray. Quindi è un giorno della marmotta che non fa ridere. La Marotta. No, no, quella è la Marotta League. Ciao a tutti amici Non bellini, esiste. ciao Valerio e ciao Guido nel caso ci fosse anche lui quando parte questo messaggio. Che partita di merda, scusatemi l'espressione. Sono affranto proprio. È successa una cosa stranissima, me ne sono andato mentre guardavo la partita del Napoli, un quarto d'ora dalla fine ho preso il mio cane e l'ho portato a passeggio, ho detto meglio che me ne vado, tanto uno schifo, non abbiamo fatto un tiro a porta, evidentemente a noi i giovani portieri o ci inteneriscono Se la partita fosse stata solo di 25 minuti. o ci inibiscono, perché quando capita contro tipo col Bologna, l'esordiente lì di 17 anni, col Parma, l'andata, e adesso questo Motta che pur avendo già giocato varie partite, avendo altre presenze in Serie A, comunque è un giovanissimo, è uno schifo, è una cosa oscena. E non so che dire, voglio solo in chiusura spezzare una lancia in faccia a Politano. Ho visto il video che hai fatto a fine primo tempo, Valerio, sul fatto che stesse ridendo, e in quell'occasione lì ho notato durante la partita rideva con Romagnoli, dopo che Romagnoli era stato sovrastato in maniera fisica da Anghissà, quindi secondo me hanno giocato un po' su questo fatto che Romagnoli, pur essendo ben piazzato, non ha potuto fare niente contro una belva come Zambo Anguissà, e secondo me ridevano di quello, quindi non era fine primo tempo, era 30° minuto. Comunque che schifo, ragazzi. No, io apprezzo Roberto che cerca di dare un senso a quelle risate, lo so, perché io ho fatto lo screenshot proprio in quel momento là, ed era post una botta che prende Romagnoli, che anche sa gli dà una spallata cercando di saltare di testa, quella dinamica l'ho vista bene. A me va bene tutto, solo che istintivamente ti può partire una risata, una battuta, una cosa, specialmente tra giocatori italiani, lo sappiamo che alla fine quella sensazione che vincono o perdono, oramai il campionato è finito, e quella è la sensazione che mi ha dato, e che non lo posso accettare, perché io sto male. Era già successo prima che l'Inter perdesse quei punti, quel pareggio, quella sconfitta, se ti ricordi, e abbiamo vinto delle partite, direi soffrendo e poco, però ti sembrava un Napoli in vacanza. Poi i passi dell'Inter hanno ridato entusiasmo e si rilanciava. Quindi questa cosa, come qua per quanto mi riguarda, io non sono né anti né pro, ma stiamo cercando di capire, come diceva il grande Fiorello quando faceva l'imitazione. No, era Fiorello? No, era la Crozza. Scusa, Fiore, scusa, Crozza. E quindi questa cosa mi preoccupa. E mi preoccupa molto, voglio vedere poi le prossime partite, perché questa non te le fa passare lisce, Conte, se tu non provi questo dolore, non significa nulla. Guido, hai capito? Cioè, subito dopo le dichiarazioni di Conte che parla proprio di questo, no? Io poi faccio un secondo screenshot, perché questo è il secondo tempo. Questo avviene nel secondo tempo. Allora, se è capitato è capitato. Ma se continui a ridere anche nel secondo tempo, per me non è pensabile con Conte in panchina, e non è pensabile se Politano va in campo la prossima partita. Non lo lì non lo capisco, lì non è Conte out, ma chiedo a Conte perché Politano deve essere inamovibile. Uno dei rischi che ho detto, che la squadra sa che non è più l'allenatore del Napoli, e quindi proprio mentalmente tu stacchi la spina, perché che non è serio manco da questo punto di vista, attenzione, infatti non solo non giustifico, sto cercando di capire, provo a darmi più risposte interrogativi, non avendo, scusate, nessuna risposta certa da potervi regalare. Però questa cosa non è palese, o anche se invece resta, resterà
Però si è instaurato un dubbio feroce perché si sta parlando solo di questo da quando l'Italia. Quindi, come sono ragazzi del bene e del male, c'è chi è più forte e chi è più fragile mentalmente. Il rischio che dei giocatori hanno detto tanto ormai che ci sacrifichiamo a fare, tanto dobbiamo ripartire da zero, no? Ci starò io, non ci starò, lui non ci sarà sicuro. Però di nuovo torniamo alla debolezza societaria, perché cioè, teoricamente c'è un contratto di 3 anni, sarà stata disastrosa e anche qui cioè, ti viene da ridere per non piangere. Se la stagione è disastrosa, come ci è stato raccontato dalla seconda giornata in poi, anche il Napoli-Pisa, mi ricordo, da un lato il Pisa farà un campionato eccezionale, diranno via questo testo, e il Napoli ha giocato male, me ne ricordo tutte queste cose. E ricordiamoci l'espulsione con l'Inter, no? Quando lui dice una cosa e poi montano che vergogna. Io mi ricordo quello che gli è stato detto a Conte, che non è degno di allenare, la squalifica esemplare, non te lo ricordi? Sì, come Valerio? no? Quindi io vorrei capire questa logica, ha detto, se ha fatto una stagione fallimentare, la peggiore sempre di tutta la storia del Napoli, eccetera, eccetera, l'espulsione, però è l'uomo giusto per fare ripartire la nazionale, spiegatemi. Cioè tu hai fallito e mi dici no, ma quello voglio dire un'altra cosa, quello non è un club, eccetera. Beh, tu stai prendendo uno che fino a oggi continui a criticare, cioè, se tu ci pensi, non ha una logica l'analisi, se non quella che tu, nonostante i 2 scudetti, perché qualcuno ti dirà, Guido, entra a scrivere nei commenti, ma questo che cosa vuole? Abbiamo vinto 2 scudetti, ci hanno fatto vincere 2 scudetti, lo sappiamo. Si è rotta la lavastoviglie, devo comprare la lavastoviglie, non posso lavare i piatti nella lavatrice, ragazzi. Dobbiamo parlare della lavastoviglie. Abbiamo vinto 2 scudetti, lo sappiamo, però dobbiamo parlare delle nostre fragilità. Lo vogliamo capire questa cosa qui perché io vado avanti su quelle che sono sicuramente delle critiche, degli attacchi, eccetera. Lo sappiamo, siamo contenti, ma dobbiamo parlare tanto. Prima cosa, se ha fatto così male, perché dovrebbe andare in nazionale? In nazionale devi prendere uno che ha fatto benissimo, che è nella rampa di lancio, non nel momento di appannamento. Non è Vai, logico. finiamo i vocali perché Sì, devo sì. andare a suonare un'altra. Ciao Vale, Sì, ciao sì, amici vai. bellini, un vocale dell'ultimo secondo. Io non so se c'è bisogno, guarda, rispondo a quello che ho scritto appena nel gruppo, non so se c'è bisogno di rivoluzione, di cacciare via tutti, staff, perché queste cose se si devono fare comunque non devono essere alla luce di una partita così deludente. Ma dobbiamo ripartire da Elmas e se Elmas non viene confermato e non viene messo al centro del progetto significa che siamo fuori strada. Se puntiamo un'altra volta a una campagna acquisti da 100, 150, 200 milioni per mettere dentro giocatori che sì, sulla carta ti fanno la differenza, però poi vediamo che se non è detto che ti facciano la differenza. Noi dobbiamo ripartire da un ragazzo che è tornato pure qua, che ha dato il culo per il Napoli tutti questi anni e che non si merita tutta questa panchina in questo momento. Allora, io lì Non verrà riscattato dal Napoli. Ne sono aiuto. sempre più convinto. No, sono ormai troppo. Ma E questa cosa, no, non ho nessuna notizia, io non ho amici procuratori, ma Dio me ne scampi, eccetera, eccetera. Però è evidente, come quando dissi Mertens non ha, eccetera, eccetera, e con la Steria salutiamo, cioè è evidente che Elmas non fa parte del progetto del Napoli. E questa, non Napoli Verona ce la devono spiegare, questa ce la devono spiegare calcisticamente. Però se tu ci fai caso, non c'è manco il politichese alla maniera che dal punto di vista della dialettica, persona veramente di grande pulizia e educazione, e si vede che lui vuole arrivare in alto, quindi non è una critica a Manna, però non l'ha mai nominato, non ha mai detto c'è tempo come Anghissà, è evidente. E questo è un altro elemento, lo saprà lui, lo saprà Conte, perché tu lo fai, lo capisci, ed è un delitto enorme, perché se tu vedi Elmas ha una marea di presenze con Napoli, pur essendo molto giovane, perché non ha 32 anni, se vai a vedere i giocatori, lui ha credo più presenze di Rachmani, però non viene mai nominato Elmas, è vero, non tutte le titolari. Quindi un giocatore ancora giovane che quest'anno ha dimostrato più qualità di quelle che noi auspicavamo sull'attaccamento alla maglia. Non ne dobbiamo proprio parlare. Quindi un giocatore giovane, ancora giovane, cioè media già, no? Già non è un trentenne, è un riscatto sotto i 20 euro, anche 17 adesso,
e ho capito che non fa parte del nostro progetto. E a questo punto devo capire il perché. Detto che è un giocatore che sul campo ha dimostrato grandi qualità, sicuramente la stagione più positiva di tutti gli azzurri è quello che non ha avuto pressione. Tu puoi dire Beckham ha questo bene, questa cosa, tutti qua, puoi dire questa partita e ha tirato una carretta in un periodo dove era lui e un altro al centrocampo. No? Calcisticamente me lo devono spiegare. Cioè non viene confermato perché? Perché è scarso? No. Perché è vecchio? No. Perché non rientra nei parametri economici? No. Perché non ha lo stipendio più alto? Cioè, perché? Perché ha un Ma, riscatto altissimo? No. ma Tutto quello che questo ci viene... con o senza Conte, perché Conte invece Sì, sì, sì. l'ha ringraziato. Ma Conte non è più dai, si è capito. Se Conte rimane, lì potrebbe essere uno scontro, perché è chiaro che Conte chiede la permanenza l'ha voluto lui, abbiamo scoperto che lo voleva anche l'anno scorso, non ci siamo liberati di uno slot di l'ha rivoluto lui quest'altro, ha visto che non l'ha tradito, rispetto tradito tra virgolette, nel senso il ragazzo si è impegnato e non ha fatto il lavativo rispetto a altri che non nominiamo per galanteria. È una sensazione, non è una notizia, io non sono Pedulla, eccetera, eccetera, non sono il primo venerato, massimo rispetto, non è il mio lavoro, però questa sensazione che è diventata sempre di più una certezza. Sarò il primo, se avverrà il contrario, a venire qui, ragazzi, non solo sono contentissimo di essermi sbagliato, ma festeggio, quindi è chiaro. Però ho incominciato a fare il conto della rovescia come per Mertens, come Kvara, io me l'aspettavo a giugno, poi capii vedendo il bilancio che sarebbe successo a gennaio e sappiamo che è successo. Però ripeto, a prescindere dal legame affettivo, e poi ti lascio andare a suonare, è questo che non mi preoccupa. Se le quattro voci di bilancio, di stipendio, di riscatto e calcisticamente, e anche di età, cinque voci sono, tutte rientrano nei famosi parametri del Napoli, caratterialmente non ti ha dato nessun problema quest'anno rispetto ai vari Lang ce lo spediscono col pacchetto, quindi Guido aveva ragione, Luca non è mai stato in discussione perché quelli dicevano no, Lang lo riscatta, Galatasaray ha detto che non lo riscatta, quindi non era un problema di Conte. Ma l'ha voluto lui, può essersi sbagliato, si aspettava di più questo il giocatore. A maggior ragione, tu pensi, ti riprenderai Lang, Gong, Lindstrom, Rafa Marin, ricordiamoci, Lucca, ma non è passato. Perché? Poi verrà riscattato perché lui è l'unico che non ha nessun obbligo, neanche vincolato alla possibilità Champions, è prestito secco con prezzo fissato per il riscatto. Quindi se lo vuoi prendere, quello è il prezzo, il tesserino del giocatore, perché non sono chiavi, non ci appartengono, come ha detto De Laurentiis. Presidente, le squadre di calcio acquisiscono le prestazioni sportive di un calciatore, questa è la dizione corretta, ma non acquisiscono Salvatore, il calciatore. Salvatore, non è vero, perché è andato a Galatasaray, non sta facendo bene. No, 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 l'ha detto il Galatasaray, l'hanno dichiarato. Poi Non è vero. leggiamo giornali stranieri sbagliati, poi anche lì ci sbaglieremo e Guido si sarà sbagliato. Non è che io, non essendo poi procuratore, eccetera, io veramente sono al di sopra di ogni sospetto, perché non è che poi devo tirare la carretta al mio assistito che deve andare lì. Ho detto, Comunque poi ci sono i momenti dei calciatori perché Lang era fortissimo l'anno scorso, si deve prendere con la piazza, Valerio, sì, troppe questo, cose che non ci questo noi, pensiamo. attenzione per quelli casomai che non ci hanno sentito nelle puntate precedenti. Questo è stato un nostro mantra. Non bocciamo, non stacciamo tesserini, eccetera, però noi dobbiamo valutare una stagione, e non è che una singola partita, fai un gollazzo, tu ce le pari, sei il più grande calciatore di tutti i tempi, calmi. Ecco, però l'impatto di questi giocatori nella stagione corrente e anche non solo nel Napoli a questo punto è stato al di sotto degli attesi. Questo lo possiamo dire serenamente perché non ci possiamo nemmeno nascondere sotto il letto. Poi l'anno prossimo va all'Olympique Marsiglia, eh, condizioni personali, umane, calcistiche, casomai aveva un piccolo infortunio durante il ritiro che non c'era detto, se l'è trascinato, quindi tutto è andato lì anche umano, fa una grande stagione e ovviamente vengono nel canale dei due buffoni che ci insultano. Capito? Però tu quest'anno dovevi fare gol, assist, eccetera. Se fra 2 anni giocherai bene,
Io sono contento per lui, non è che io auguro niente di male veramente a nessuno, manco a possibili nemici, ma per 2 anni che me ne frega, tu quest'anno dovevi fare il calcio d'angolo, non hai tirato, tipo per un esempio, no? Ho detto se fra 2 anni farai gol da calcio d'angolo, ce lo vedremo negli highlights, vedi che bel gol hai fatto, ho capito. Ho detto no, come allo stesso livello tu puoi aver fatto ehm, benissimo tutte le stagioni, la prossima stagione Pinco Pallino fa male e non è che noi siamo irriconoscenti o ci dimentichiamo 10-15 anni, facciamo un giocatore che non esiste di stagione, però se quell'anno tu stai facendo male, significa che quell'anno il tuo stato di forma, eccetera, eccetera, è inferiore a quello degli anni precedenti. Cioè, la valutazione deve essere onesta, onesta nella propria testa, e non può essere che uno spera nel futuro o una volta non vedere la singola partita, fare una stagione, 30-40 partite, ma una stagione la puoi valutare e quella stagione la devi valutare. Lucca l'hanno messo fuori squadra al Nottingham Forest e quindi significa per problemi caratteriali. Ed era una grande. Non tutti i giocatori italiani hanno la possibilità di andare a giocare in Premier. È comunque una possibilità che ti può far crescere non solo a livello umano, calcistico, nuove tecniche di allenamento, tu prima della partita ti dai la mano con i tifosi, sono tante cose, non facciamo gli elenchi alla Salvini, no? Quindi comunque un'occasione di crescita personale per il giocatore. Non so quanti giocatori italiani ci sono, diciamo 200 giocatori italiani, quanti hanno la possibilità quest'anno e l'anno prossimo avranno la possibilità di andare in Premier? Non è una cosa scontata, no? Quindi intanto massimo rispetto. Però l'ha bruciata, possiamo dire quanti Ultimo, minuti? ultimo vocale e Non poi so se si sono ancora in saluta. tempo per fare un vocale, comunque lo faccio, diciamo razionale, in maniera non per sfogarmi, ma per dire ciò che ho visto oggi. E credo, più che altro, allora, un paio di anni fa, sì, 2 anni fa, giocammo, l'anno dopo il terzo scudetto, una partita, beh, un campionato di M, però giocammo una delle ultime partite con il Bologna in casa, Napoli 0, Bologna 2. Cioè mi è sembrata la stessa e identica partita. Ora non è per fare una considerazione solo su Conte, ma quello che a me è parso è che ho visto una squadra senza proprio voglia di giocare in campo. Un po' come dire, beh, in Champions ci siamo andati, che ci frega. Un po' questo, un po' mi è dispiaciuto, soprattutto perché noi Conte, sì, grande allenatore, però non è che parliamo di un grande stratega, noi parliamo di un grande motivatore, un grande manager. Se non riesce a tirare il meglio anche quando ormai il campionato, tra virgolette, si è quasi concluso, ma noi ancora in Champions non ci siamo qualificati, ora non è che puoi dire che il male del Napoli è Conte, perché ti porta uno scudetto, ti porta una Supercoppa, quindi in Italia Conte è il top. Però comunque dobbiamo anche relazionare in base a quello che lui prende all'anno, in base ai giocatori che gli sono stati comprati ogni anno, perché poi non è che De Laurentiis sei contentissimo che si vince la Coppa Italia, cioè De Laurentiis secondo me almeno gli ottavi li voleva vedere della Champions, comunque sono stati spesi tanti soldi, poi la stagione è stata martoriata dagli infortuni e va bene. Però oggi ho visto una squadra rendevole proprio zero. I Fab Four io non ne voglio parlare proprio perché sennò faccio i capo. Non piacciono, non convincono. Ma questa è una cosa che ci portiamo avanti dall'inizio campionato, perché non stavano ingranando come di nuovo uno si poteva aspettare, immaginare o sperare. Poi se ne sono fatti male 2 gravemente, poi un altro, boh, e ora stanno tornando, non sa lo stato di forma, però non avevano avuto tanto tempo per trovare la quadra. Questa non è una giustificazione, è un dato di fatto. E ovviamente tu la devi trovare adesso quando ci sono tante situazioni di tirare a campare. E non la stai trovando perché anche nelle partite precedenti tu non hai avuto questo centrocampo spettacolare, anzi ci siamo lamentati a giusta ragione, passaggi sbagliati anche a livello elementare, a volte poco ritmo, non abbiamo fatto uno, non è che devi fare 10 gol a partita. Però vedere anche dei tiri da fuori all'inizio di parecchio alto sopra la traversa, cioè tu non gli provi fatto, ho detto neanche, vabbè, lo Bocca non ce l'ha nel suo DNA, Anghissà nel DNA, McTominay non puoi dire niente perché appena sta uno spiraglio tira. Lui la sua stagione la sta facendo, quindi lo sappiamo, non hanno reso, però questa cosa l'abbiamo già affrontato il fatto che tutti insistono, abbiamo speso tanti soldi, no? Ho capito, Beckham è costato tanto, è costato tanto, punto, nel senso che tu l'hai pagato tanto. Questa non è una situazione di garanzia totale che il giocatore ti renderà quanto l'hai pagato in campo, perché a questo punto Mertens doveva essere veramente una scartina per quanto l'hai pagato. E abbiamo già fatto questo discorso, perché noi abbiamo pagato poco tanti giocatori che hanno fatto la storia del Napoli. Non parliamo proprio, anzi, dice, ma era un altro calcio. Ok, andiamo a 4 anni fa.
non Mertens, Crotone o Hamsik, Kvaratskhelia, quindi proprio stagioni fa. Tu non hai pagato 25 milioni, 30 milioni, ne hai pagato 12 e qualche cosa. Miglior giocatore della Serie A, gol e assist, l'anno dopo lo rivendi, 2 anni e mezzo dopo l'hai rivenduto a quella cifra, a 80 milioni, perché poi abbiamo offerto 80 milioni, perché forse meno di quanto uno avrebbe dovuto richiedere, però mi sembra una notevole plusvalenza. Allora non ne valeva quei soldi. E hai indovinato un giocatore che era un talento. No, questo discorso, il fatto che un giocatore lo paghi tanto, soprattutto dei giocatori che non hanno uno storico, che tu prendi Cristiano Ronaldo, come l'ha preso la Juve, anche se a fine carriera, insomma, poi a fine carriera continua a giocare, è ovvio che ti porti nel tuo immaginario tutto quello che rappresenta Cristiano Ronaldo in termini di gol, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Beckham che cosa rappresenta? Perché Ivan Zazzaroni ha detto che erano sbagliato, ma massimo rispetto al direttore Zazzaroni, non ci siamo noi per criticare, però è un'opinione, non è un fatto. Cioè, qual è la storia calcistica negli ultimi 15 anni di Beckham, eccetera, 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 di questi giocatori? Noi li abbiamo pagati tanto, ma lì è colpa di Conte che li abbiamo pagati, perché Conte fa il mercato, nel senso che va proprio lui a fare le trattative, a firmare. Cioè, sono sempre delle narrazioni estremamente faziose. Noi abbiamo fatto un mercato dispendioso, sì, ma di tanti giocatori, sì, e Conte ci ha tenuto a specificare, attenzione, che poi se lo dividiamo non è che hai preso giocatori di 80 milioni di euro, anche i giocatori di 80 milioni di euro non hai la certezza assoluta che poi ti fanno una grandissima stagione, ma se prendi i giocatori che hanno 5, 6, 7 anni di uno storico importante, cavolo, lì sì è la grossa delusione che hanno fatto male. Però noi abbiamo preso dei giocatori, non giovani speranze, perché Beckham già non è più una giovane speranza, Luca non è una giovane speranza, Luca ne è pagato tantissimo. Ma l'anno scorso ha fatto bene, ma quanti calciatori, certi, eccetera, 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 vanno bene una stagione e poi per 10 no? Li abbiamo pagati tanto e hanno reso poco. Che lo scopriremo solo vivendo, ma li abbiamo pagati tanto per colpa di Conte? Puoi accusare, ha detto lui lo voleva fortemente. Ok, lo voleva fortemente. Voleva fortemente Lucca, perché tutti quelli che anche l'anno scorso, ma ha detto a Manna, guarda, se non me lo paghi 25 mi arrabbio, me lo devi pagare 40, cioè ha detto pure, dai, facciamo questa cosa. Avrà detto lo voglio, ma poi il prezzo non l'ha fatto le due società, non l'ha fatto Conte. Però ripeto, noi siamo in una situazione che se uno si è dimenticato di caricare eccetera, eccetera, il bagno di casa, e questa è stata colpa di Conte. Va bene, accettiamo questa narrazione, incominciate a fare pure delle proposte, che non sia italiano, grosso, variori o là, perché sì. È arrivato un altro vocale, ma è già lì, però allora, prima di tutto che sfizio Emiliano che nel frattempo che si guardava la live si è riguardato la partita che non aveva visto prima e mi stava facendo una mini analisi nei commenti, io l'ho letto e mentre le nostre sensazioni insomma si rincorrono lui dice aspetto confermando che tu e Guido la riguardiate perché secondo me ci sono molte cose tecniche legate al moment di forma di diversi calciatori, atteggiamento non rinunciatario, quindi io sono curiosissimo insomma. Ovviamente riguardarla a risultato acquisito si può essere un po' più oggettivi e meno arrabbiati del momento perché poi la risatina mi fa impazzire come farebbe impazzire Conte. Guida, ascoltiamo questo messaggio last minute e Ciao poi amiche e amici bellini, buonasera Valerio, carissimo, e io faccio un applauso al tuo coraggio di tenere una live questa sera. Chiedo scusa che mi sto collegando soltanto ora, ma sono appena tornato da un live anche io, come ben sai Vale. Tenevo soltanto a condividere una cosa, quello che secondo me è la causa insomma del nostro dispiacere, perché il dispiacere secondo me è più nostro che quello dei calciatori. Questo di qualsiasi squadra, non sono mai entrati in forma, non hanno mai recuperato la forma in effetti. A parte che non si sanno proprio tra di loro, manca il fantasista sulla tre quarti, ma comunque io non voglio andare in dettaglio perché non sono un tecnico. Quello che volevo dire è che comunque i fattori sono principalmente questi due, a mio umile modesto parere, tra di loro non si sanno proprio, è una comitiva di gente che si è costretta a stare assieme e non hanno mai preso una forma. E parlando di forma, credo che loro non l'abbiano mai recuperata o non siano mai entrati, parecchi di loro, senza faccia nomi specifici, perché lo sappiamo bene a chi ci riferiamo, insomma, poi lascio a voi osservazioni dettagliate più accurate delle mie. Buonanotte, un abbraccio a tutti e forza Napoli sempre. Un ringraziamento al dottor Varon. Nel frattempo si è disconnesso proprio.
che no, ci terrebbe sicuramente a salutare, come minimo a salutarvi. Nel frattempo se n'è andato il sole e aspettiamo 2 secondi che magari Guido torna. Signor Presidente, tutto a posto. Possiamo aspettare così. Invece di Guido mettiamo Politano e siamo a posto. Per protesta. Non lo so, per rispondere al vocale, non lo so se non sono affiatato, perché ci sono stati dei momenti in cui sembravano affiatatissimi. Io ripeto, la sensazione iniziale non mi è passata dopo questa live. Io cercavo anche spunti da voi, gli spunti che mi aspettavo, insomma, per quanto riguarda la convivenza dei centrocampisti, le cose che si possono fare. Ah, vedi, non aveva mollato, che Guido non molla. È caduto, non lo so. Questa comunque sì, non avendo visto la... è molto plausibile. Ricordiamoci qualche settimana fa quell'azione dove Anghissà aveva l'avversario a fianco, quello gli dà pochi metri, lui proprio lo lascia, ma non perché è svogliato, non perché gli stimoli, eccetera, eccetera, non c'ha la gamba. E noi effettivamente abbiamo dei giocatori che la paghi, no? Anche lo stesso De Bruyne, no? Le prime partite noi lo vedemmo con Gulam, no? Le prime partite vai bene, poi hai un calo, è un fatto, te lo spiegheranno tutti i preparatori atletici, bravi professionisti, un fatto Sempre così. totalmente normale. Quindi tu puoi avere una serie di giocatori che non ce la fanno e ovviamente è frustrante per loro perché tu mentalmente le vorresti fare le cose, ma l'altro ti va a 2 velocità più di te. Certo, E a per quel esempio, a me- punto, e a quel punto poi si deve chiedere a Conte se non ci sta qualcuno un pochino più in forma che può giocare meglio di questi qua. Io per allora questo lì subentrano delle ci cose che credo uno poco. può non sapere, tipo Elmas non fare i mondiali, De Bruyne sì. È Ci uno può essere, spunto. ci può essere un fatto che tu dici io comunque devo far giocare questo giocatore perché ho anche questo vincolo morale di provare a farlo entrare in forma per farlo andare ai mondiali in una condizione accettabile, sacrifico Elmas che pure se lo meritava. È un'ipotesi, amiche, non... No, ma però è un'aggiunta che non abbiamo sentito da nessuna parte, che non era venuta in mente a nessuno. ci sono tante cose, gli equilibri all'interno dello spogliatoio e tu puoi anche parlare, tu puoi avere anche per esempio il sostegno di Elmas che dice per l'altro ha detto io mister lo capisco, non mi offendo, cioè capito? Noi tante cose non le sappiamo, sappiamo tante cose che non esistono, che ci vengono raccontate. Si sono riuniti, gli ha detto, come si chiama? Ma tu c'eri, e tu sei preciso, e poi succede esattamente il contrario. Può essere che tu stai favorendo un certo tipo, sperando che ti rendano meglio, perché poi lì diventa veramente una scommessa. Se non giocano mai, questi non entreranno mai in forma. Arrivano a giugno e ovviamente me ne sento di tutti i colori degli allenatori delle nazionali. Cioè, ma sì, Garzia, proprio Garzia, si così. mette in dei ricchi. Continua ad avere un buon rendimento, finisce la stagione, è finita la stagione. Certo, tu speri che ti entrano in forma il più velocemente possibile, che nell'arco di 90 minuti, 60 minuti sono di buon livello, poi cominciano a tremare e lo cambi. È un'ipotesi, però è evidente con lo stato di forma, l'abbiamo visto, cioè noi abbiamo visto Anghissà anche quando era in ciabatte, ma era una superficialità di chissà che ha un altro potere tecnico e fisico, non quello di adesso, che non è svogliato o presuntuoso, perché non sta in forma. Non ce la E noi fa. l'abbiamo visto dominante, bravo, partita dove si è amministrato, quello è furbo, mi sa. Noi quante partite abbiamo visto nel primo tempo si è amministrato per andare in crescendo? Lui sa quanto è giusto oggi dare, no? Io non posso dare il 60%. Adesso lo stai vedendo, perché lo vedi dalla fisionomia, da tutte le cose. E lui è stato fuori 20 e passa partite. Poi tra l'altro anche sta, è vero che è bellissimo, eccetera, ma Marcantonio non è un breviligno come Insigne, come lui nell'intervista dice, io però riesco a Saluta entrare. Guido! Ciao Valerio, un abbraccio a tutti, mi spiace che non ho visto una partita. Eh, può capitare, amiche Bellini, amici Bellini, Valerio, il clima è molto sereno, questo è sicuro. E io l'avevo capito dal film di Piccolo che analizzato. Buona musica, Valerio. Ciao.
Guido Gentile piano sequenza, che sta postando molto. Ecco, lui non ha mollato, lui sta producendo video sul suo canale, e vi consiglio, se non ne avete abbastanza, perché di Guido non se ne ha mai abbastanza, di andare sul suo canale a mostrare un po' di affetto, un po' di hype, un po' di like, e guardatevi i contenuti quando, insomma, se volete elevare. Un bacio, un abbraccio. Questa immagine non deve essere l'immagine di tutta la squadra. Io mo me la voglio guardare, perché può essere anche che qualcuno sì, qualcuno no. Poi, essendo un gruppo di squadra, un gioco di squadra, le cose poi non funzionano così. Ma sono tantissime le variabili e le varianze di un risultato, di uno sport a basso risultato. Amici belli alla ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora. Non lo so.